Buongiorno e partiamo oggi mercoledì 11 dicembre con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Gianluca Forcolin, segretario provinciale di Forza Italia. Buongiorno, segretario, buongiorno. Grazie di essere qui. E saluto anche da Treviso la dottoressa Paola Bortoletto, presidente nazionale dirigenti scolastici. Buongiorno, buongiorno e grazie anche a lei di essere qui perché parleremo di giovani, parleremo di un mondo un po' particolare che è anche il mondo della politica, che bisogna coinvolgerli sempre di più perché saranno i futuri politici, molti di loro, perciò è meglio iniziare presto. Io darei il voto, dottoressa Bortoletto, ai sedicenni, come lo fanno anche in altri paesi, ecco, perché a mio avviso, come diamo il patentino per metterli nella strada, sarebbe giusto anche sentire cosa ne pensano e farli votare non sarebbe male. Però in Italia, quando c'è proprio un'aria di voglia di cambiamento, tutto si ferma e si rimane nello stallo. Com'è la situazione, dottoressa Bortoletto, visto che anche questa mattina si legge che mancano gli insegnanti, i supplenti non bastano, molti sono andati in pensione, cioè, ma deve ogni volta iniziare la scuola per capire che forse non ci siamo neppure nel 2024 e neppure nel 2025? Prego, dottoressa Bortoletto. Buongiorno, buongiorno Mirella e buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici. Beh, diciamo che la situazione ogni anno dovrebbe cambiare e invece non cambia. È vero, siamo in una condizione in cui le cose vanno un po' a rilento. Per esempio, sì, sono stati banditi dei concorsi e sono stati messi in ruolo dei docenti preparati che hanno vinto il concorso, però non tutti si sono conclusi e quindi supplenti su supplenti. Non parliamo poi degli insegnanti di sostegno che molti dei quali non hanno la specializzazione perché non ci sono posti a sufficienza per poter fare questi corsi ulteriori oltre la laurea, oltre naturalmente quello che è, diciamo, la base per poter insegnare. E quindi insomma c'è una condizione per cui veramente noi siamo sempre alle strette, come si dice, pur cercando di trovare sempre soluzioni. Adesso dovrebbe partire una nuova possibilità anche per gli insegnanti di sostegno di partecipare a dei corsi realizzati da un ente nazionale che è l'Indire e vediamo se otterranno il risultato, insomma, ecco, perlomeno per il prossimo anno. Ecco, questa è la realtà. Molto chiara. Allora, segretario Forcolin, lei in politica da tanti anni, abbiamo sentito e letto anche proprio questa settimana di questa bambina con gravi problemi, però che ha tutto il diritto di andare a scuola e questa mamma è disperata, non è giusto, cioè stanno pagando sempre le fragilità. Ma come mai la fragilità è una cosa che non interessa alla politica? A 360 gradi parlo, non è che voglia colpire solo una parte o da un'altra parte, tutta la politica, perché i problemi dei poveri, dei giovani, degli studenti, degli insegnanti, sono sempre quelli. Eppure non si riesce a porre fine a questo problema enorme che è investire nella scuola, investire nella famiglia. Forse con questi investimenti riusciremo a far volare anche questo paese, avere meno giovani con problemi, avere meno famiglie, non c'è neppure un ministro della famiglia che si chiami anche disabilità con problemi, questa parola che io odio, non vorrei mai nominarla, ma non c'è. Cosa sta succedendo? Cioè, secondo me l'orientamento ormai è cemento, grande business su grandi infrastrutture e poi dove ci fermiamo? Ci fermiamo su invece dei problemi che hanno le famiglie tutti i giorni. Basta vedere i poveri, 6 milioni di poveri, io ripeto tutte le mattine, sono persone che lavorano e non riescono ad arrivare a fine mese, però questo non interessa e si guarda da un'altra parte. Prego, segretario.
No, grazie Mirella e buongiorno ai nostri ascoltatori. Beh, è chiaro che la dottoressa Bortoleto ha evidenziato delle criticità che conosciamo, non sono nate ieri ovviamente, lo ha detto lei stessa, ogni anno c'è questo susseguirsi appunto di problematiche legate agli insegnanti di sostegno, le supplenze all'inizio dell'anno, quindi criticità che ci sono. Si sono ovviamente succeduti governi di centrosinistra e di centrodestra e come hai ben evidenziato le problematiche comunque restano. C'è un aggravante, che c'è una situazione, e l'hai detto all'inizio trasmissione, che noi dobbiamo puntare su questi giovani perché sono i futuri cittadini del mondo, sono quelli che dovranno poi far crescere il mondo economico, anche quello civile, anche quello della politica, anche in esperienze che li vedranno partecipi, e vediamo sempre più un disinteresse da parte loro anche, no? E quindi la politica cosa può fare, le istituzioni cosa possono fare? Devono entrare in queste tematiche perché sono quelle che poi coinvolgeranno il loro futuro. Cioè noi vediamo oggi le famose baby gang, i ragazzini svogliati, annoiati, eccetera. E quindi creare i presupposti, l'antidoto per risolvere queste problematiche vuol dire aiutare e ridurre la spesa pubblica per il prossimo futuro, oltre che a creare un futuro più dignitoso e più corretto, perché poi se procrastiniamo scelte importanti di adesso ce le troveremo e pagheremo il conto fra qualche anno, perché se poi non aiutiamo le famiglie con fragilità, non aiutiamo la scuola a far crescere in modo anche decoroso, etico i nostri ragazzi, ma mi metto anche come genitore, non aiutiamo i genitori a coinvolgerli affinché si possa crescere assieme, perché io solidarizzo molto con la classe dei dirigenti e dei docenti in questo periodo, perché non è mica facile fare l'insegnante in questi anni. Ti trovi, e vediamo sulle cronache, sulla stampa, che ci sono dei ragazzi violenti che non usano mezzi termini nei confronti del loro insegnante, del loro dirigente, e poi per contro si trovano il ricorso addirittura alla denuncia da parte dei genitori. Una volta, quando succedeva qualcosa di strano, la famosa marachella, no, nostra, non avevi neanche il coraggio di raccontarla a casa, perché a casa finiva la puntata, no? Era un aggravio della situazione. Oggi i docenti sono in una situazione difficile. Ho visto nella legge di stabilità e ho letto che ci saranno 1,5 miliardi di euro sui 28 miliardi della manovra scusate, che verranno destinati alle famiglie. Ecco, è importante che siano destinati alle famiglie per aiutare queste fragilità, perché si possa dare dignità, si possa dare decoro, si possa dare ovviamente la possibilità a chi è oggi emarginato o comunque ha delle difficoltà di essere attore protagonista, ma creare anche le condizioni perché chi ci sta attorno faccia diventare questi attori protagonisti e non siano ovviamente ai margini. E quindi spero che questo 1,5 miliardi venga poi destinato sui territori, e un grosso lavoro lo fanno gli enti locali, i territori e soprattutto i volontari. La settimana scorsa era la giornata del volontario. Se noi non avessimo i volontari, Mirella, tu lo sai bene perché ti adoperi ogni giorno, oggi saremmo ben poca cosa. E questo supporto delle istituzioni alle istituzioni come quella scolastica deve diventare un elemento in più, un valore aggiunto che la politica deve saper mettere, perché la macchina amministrativa e la macchina finanziaria è un elemento freddo, vuoto, è come un treno senza cuore. Il cuore ce lo mette il volontario, ce lo mette il supporto che noi possiamo creare attraverso il territorio vicino al mondo scolastico. So che il mondo scolastico lavora molto bene assieme alle associazioni in tanti progetti, con i POF, con altre situazioni che vedono coinvolti i ragazzi. Ecco, dobbiamo potenziare questo perché ci manca... E cosa sono i POF? Perché a casa non lo sanno mica. Sono dei progetti di formazione che vengono proposti alla scuola da parte di enti territoriali, associazioni, anche amministrazioni comunali stesse, che assieme mettono in rete esperienze che possono essere utili assieme alla dirigente scolastica del territorio per metterli appunto poi a regime nell'attività scolastica generale, e sono molto molto importanti. Quindi dalla scuola dobbiamo sapere ascoltare il grido d'allarme che ci arriva e la politica deve recepire, metterlo in rete, ripeto, con l'amministrazione comunale, le amministrazioni comunali e con le tante associazioni di volontariato che sono il cuore pulsante del nostro territorio. Eppure, nonostante si dica questo da tanti anni, ormai il mondo del volontariato deve girare col commercialista e con l'avvocato. Questo è un altro bel tema. Deve pagare per fare il volontariato, perché bisogna iscriversi, bisogna pagare. Questo lo trovo scandaloso, Forcolini. Poi diremo 2 parole su questo, perché ecco, veramente... oltretutto è scandaloso anche continuare a vedere
che i soliti noti vanno avanti, quelli più piccoli, che sono quelli col cuore pulsante del mondo del volontariato, in molti hanno lasciato perché non riuscivano a stare a galla, e soprattutto c'è questa divisione anche tra associazioni, nel senso che non ci conosciamo, non sappiamo neanche chi siamo, ognuno fa tutto e alla fine troviamo la persona morta in casa perché non riusciamo ad aiutarla, perché c'è la privacy, perché nessuno ci dice niente. Allora capisce bene che è inutile fregiarsi di avere 7500 associazioni di volontariato se poi non arriviamo. Ecco, questo mondo del volontariato che viene poco coinvolto anche nei tavoli di programmazione, negli stati generali, sempre i soliti noti, ma non è detto che i soliti noti riescono a fare quello che serve. Ad esempio, io sono convinta che la politica dovrebbe intervenire e vedere chi fa cosa e chi è, perché se tutti fanno tutto continuiamo a rimanere divisi e non aiutare. Allora professoressa, dottoressa Bortoleto, io ho avuto delle classi, lei lo sa, degli istituti, ho avuto il Sansovino di Oderzo, con i ragazzi li ho fatti parlare, avrò il Giorgi Fermi e ne ho avuto anche altri. E quando faccio parlare i ragazzi, loro hanno idee molto chiare. Abbiamo parlato ad esempio anche di sessuologia, ecco, loro vorrebbero essere intrigati di più, vorrebbero conoscere di più, hanno voglia sì di didattica ma anche di qualcos'altro, essere anche protagonisti con la musica, col teatro, con le band. Però lei lo sa come la penso, che io non devo essere fortunato ad avere quell'istituto e quegli insegnanti, io devo avere quello che mi spetta di diritto, che è conoscere, sapere e progredire. Però mi risulta che non succeda questo, non succeda proprio per come ha detto, anche spiegato molto bene lei, perché mancano le colonne portanti che sono gli insegnanti, non c'è niente da fare. Se non riusciamo a capire questo è inutile che ce la raccontiamo, perché i ragazzi poi si annoiano, non studiano volentieri, perché è così, quando si vedono questa scuola in trambusto continuamente capite bene che ti passa anche la voglia di studiare. Com'è la situazione? Ecco, perché non siete ascoltati? Perché voi l'avete detto chiaro e tondo di cosa avete bisogno. Non è possibile che non abbiamo sempre i numeri. Io sono convinta che qualcuno non voglia trovare i numeri, oppure questi insegnanti dal sud al nord, dal nord al sud, un disastro completo. Cioè il ragazzo sente queste cose perché ha una certa sensibilità, lui sente che c'è qualcosa che non va e naturalmente poi ci troviamo in queste situazioni. Prego dottoressa. Sì, diciamo la fotografia è questa, siamo in questa situazione che, come dire, dipende poi dai contesti, non è dappertutto così, quindi è vero, in base a dove sei, dove ti trovi, magari la situazione è migliore. Certo è che appunto ci mancano le forze e soprattutto queste forze devono essere formate. Perché se io ho persone formate che poi hanno fatto un percorso, hanno vinto un concorso, insomma, che continuano a formarsi all'interno del percorso di lavoro, perché anche quello è fondamentale. E invece cosa succede? La formazione non è obbligatoria dopo, quando tu sei entrato, per cui c'è gente che si forma e fa un sacco di corsi per anche motivare i ragazzi, per trovare delle soluzioni, e altri invece che potrebbero anche non formarsi, tanto non è obbligatorio. Allora, anche questo noi l'abbiamo detto tante volte, è vero, l'insegnante deve trovare la formazione più adatta a lui, insomma, ecco, non bisogna forzare la mano, però insomma in tutti i settori, anche nella sanità, ci sono dei crediti che vanno accumulati anno dopo anno per aggiornarsi. Nella scuola questo non sempre succede, tanto più se poi abbiamo un supplente che magari, come dire, l'anno dopo va da un'altra parte e l'abbiamo formato però poi non l'abbiamo più. Insomma, ecco, questa è la situazione. Dall'altra le scuole sono autonome, cercano di mettersi comunque, di trovare delle soluzioni, perlomeno noi come dirigenti cerchiamo di farlo, e ecco, il rapporto con l'ente locale è fondamentale per poter interagire con il territorio, con le associazioni, per trovare quegli spunti che servono poi, e questo è il grande cruccio di questo momento, motivare, dare spirito agli studenti, soprattutto ai preadolescenti e agli adolescenti.
Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Per quanto riguarda la politica, sappiamo esempio da un grande statista che abbiamo qua nel Veneto, che è De Gaspari. De Gaspari, quando andava in Senato e partiva da Trento, andava in treno. Quando arrivava a Roma chiappava il pullman. Va bene. Sofia le dava una mano in ufficio al Senato, ma non la tirava a schei e le dava una mano suo papà. Adesso un politico ferma il treno per andare dove vuole. Intanto, dopo i fatti di gol, gli dà una marea di schei che gli gira per il carcere. Va bene, non ha rispetto per nessuno. In Parlamento si bastona, si mai dice, si dice tutto. Che esempio ho avuto chi abbia i fiori? I fiori che mancano, gli esempi. I fiori sarebbero pronti per accettare qualsiasi insegnamento, Mirella. Solo che esempi hai? I genitori o li separai o li vive con gli amanti, con altri fiori, con altra famiglia, è un disastro per le famiglie. E dopo i genitori di andare dove ti vuoi, non si controllai, parla la televisione, gli fa dei programmi, ma come il grande fratello, fiori che fuma, mangia, beve, non fa niente. Vuoi cominciare a lavorare a 10 anni, gliene ha 30 e si destirai giorno e notte e non mi fa niente. Che esempio sei? Ti do gli esempi di quello che nasce per fuori, è l'esempio che manca, l'educazione. Una volta non avremo a mangiare, te lo dico ancora, però ne avremo tanta educazione, perché se vedremo una persona anziana e lo rispettaremo, solo per gli anni che aveva, va bene. E adesso non vede più, ma i giovani, gliene tanti dei bravi, tantissimi, ma bisogna che in stradino sapi si impara con gli altri da prima che stiamo attenti che mi sbaglia. Si sbaglia, cerchiamo di regolarli e il mondo va Grazie avanti. Rinaldo, sei stato molto chiaro, grazie. Andiamo a vedere anche la fotografia della scuola veneta e poi sentiamo cosa ne pensa il segretario Gianluca Forcolin di questa situazione e come potrebbe intervenire anche la politica, quella che conta, la politica che ha il governo. Oltretutto lei fa parte di un partito che ha il governo e io penso che anche Sveglia Veneta serva anche a voi per capire anche con questi ospiti che io ho qual è il malessere e cercare di curarlo e prevenirlo magari per il futuro. Andiamo a vedere fotografia della scuola veneta. Cresce la denatalità e la prima conseguenza è la diminuzione di alunni iscritti nelle scuole del Veneto. Lo dimostrano gli ultimi dati diffusi dall'Ufficio Scolastico Regionale e relativi all'anno scolastico in corso. Sono 548.125 i ragazzi che frequentano gli istituti statali contro i 556.214 dell'anno 2023-2024, con una differenza di 8.089 iscritti. L'emorragia maggiore nella Marca Trevigiana oggi sono 101.238 gli alunni, un anno fa erano 103.707, 2.469 in meno. Andamento simile nelle scuole paritarie. Per l'anno scolastico 2024-2025 gli studenti sono 91.821, erano 93.979 12 mesi fa, ne mancano all'appello dunque 2.158. In provincia di Treviso in un anno sono stati persi 409 alunni, erano 20.204, oggi se ne contano 19.795. Studenti in meno che inevitabilmente si traducono in classi che vengono a mancare, erano 27.420 nello scorso anno scolastico, oggi sono 27.196 con 224 sezioni sparite. Resta invece pressoché invariato il numero medio di alunni per classe, qualche lieve differenza nella secondaria di primo grado. Un'ultima curiosità riguarda la tipologia di scuola superiore scelta dagli studenti di prima. Continuano a diminuire gli iscritti ai licei, mentre inversione di tendenza rispetto allo scorso anno scolastico per i tecnici quest'anno con saldo positivo rispetto al 2023-2024 e per i professionali in calo rispetto ad un anno fa. Abbiamo Nadia in linea, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, io quest'anno ho mio nipote che va al Planck. Tanti problemi
di insegnamento, mi confidava proprio domenica che un professore non spiega bene, loro non percepiscono questo insegnamento, questa materia, e praticamente non solo lui, ma sono in tanti che non capiscono quando spiega. Dopo volevo dire i trasporti sono un disastro, perché prende un autobus per arrivare alla stazione Treviso, l'autobus non riesce mai a prenderlo perché sono come sardine. Allora prende il treno e dopo va a scuola. Ma comunque anche adesso ci sono tanti iscritti, tanti abbonamenti, ci dovrebbero essere i mezzi di trasporto. Dopo volevo dire un'altra cosa. Ho sentito ieri sera, cambio discorso, che hanno esonerato quelli che hanno preso la multa per il vaccino, che non hanno fatto il vaccino, i Novax. Non so se li ritornano indietro i soldi, e quelli che hanno pagato, e quelli che non hanno fatto niente. Ma vi sembra giusto anche nei nostri confronti che ci siamo vaccinati? Io penso di no, perché hanno fatto su scusate la parola, un casino, perché adesso chi si è vaccinato e chi non ha fatto è uguale a quell'altro. Grazie, arrivederci e buona giornata. Nadia dice 1 più 1 fa 2, i conti non tornano da nessuna parte. Prego, Forcolin. Credo che in parte poi la dottoressa Bortoletto ci possa aiutare sulle telefonate che sono arrivate, ovviamente rispetto al tema delle criticità dell'insegnamento eccetera, ma credo sia chiaro, lo ha detto già prima, molto spesso manca la formazione, no? Quindi manca un aggiornamento, manca questo credito formativo che deve anche evolversi in funzione di una mutata crescita anche che hanno i nostri ragazzi, perché è chiaro che l'insegnante di 30 anni fa non può essere con la stessa formazione e con gli stessi crediti lo stesso insegnante di oggi. I nostri ragazzi ragionano molto più velocemente, sono molto più dinamici, sono molto più attivi, e quindi molto probabilmente su questo credo che sposerà il mio pensiero la dottoressa e la dirigente scolastica. È vero che c'è un tema di trasporto scolastico e di criticità, questo è altrettanto evidente, e credo che la legge di stabilità e le risorse, leggevo proprio stamattina nella rassegna stampa che sono salve le risorse messe a disposizione per la Regione e per gli enti locali sul trasporto, ovviamente con tutto quello che dovrebbe essere aggiunto, perché poi se ci sono delle corse che non vengono non solo rispettate, ma magari che vedono i ragazzi come sardine nei nostri autobus di linea eccetera, poi mettono in difficoltà le famiglie, perché è inevitabile che poi questo si ripercuote non solo sulle tempistiche per raggiungere i plessi scolastici, ma anche sul bilancio familiare, perché se poi devo fare altri abbonamenti o ho bisogno di ulteriori spese, questo tocca le nostre famiglie. La telefonata di prima mi ha fatto un po' sorridere, ma per non piangere, che è quella appunto che mancano a volte gli esempi, no? La televisione, la vita quotidiana, i nostri ovviamente influencer, ormai si vive sul mondo dell'influencer, no? Una volta si ragionava sull'educazione, sul rispetto, mia nonna la chiamava la creanza, no? Di avere creanza un po' con tutti, e questo aspetto qua oggi viene un po' meno, perché ovviamente però c'è da valorizzare, sono da valorizzare i nostri ragazzi. Si parlava prima fuori onda con Mirella, una questione per renderli partecipi potrebbe essere una proposta di non solo farli votare a 16 anni, ma di averli come quota di rappresentanza nei consigli comunali, perché renderebbero partecipi anche i consiglieri, la maggioranza, la politica, di scelte che hanno una voce che è la loro.
che ma molto non solo comunale, anche provinciale e regionale. Certo, ma di partenza Sentiamo sui nostri cosa territori. ne pensa la dottoressa Bortoleto di iniziare a lavorare in questa direzione, perché se non li intrighiamo, cioè è inutile che ce la raccontiamo, parlano sempre i soliti noti, loro devono sempre ascoltare. Prego. Sfondate una porta aperta in molte scuole, soprattutto del primo ciclo, è vero, si parte dai comuni perché sono quelli più vicini, ecco, ci sono i consigli comunali dei ragazzi o le consulte dei ragazzi. Io venerdì parteciperò a una commemorazione di un maestro che purtroppo non c'è più e che è stato promotore di questa consulta nel comune in cui poi anch'io ho operato, e veramente i ragazzi erano preadolescenti, quindi della scuola secondaria di primo grado, andavano nel paese, scoprivano quelle che erano un po' le carenze, andavano a parlare con il sindaco, con gli assessori, e alcune cose sono state cambiate, quindi effettivamente quando loro sono messi in moto hanno un'energia che ti sovrasta. Sì, ma infatti sono d'accordo, e il Consiglio Comunale dei Ragazzi è molto importante, però non deve essere solo di facciata, perché molti comuni lo usano solo di facciata per la commemorazione, arrivi con la fascia, il ragazzino o la ragazzina fa il suo intervento. L'esempio proprio. Certo, dottoressa, ma dicevo, dovrebbero incidere anche nella programmazione dell'ente, quindi dire nelle politiche giovanili cosa si aspetta questa fascia d'età nella programmazione, e mettere anche risorse oltre a progetti, in modo tale che li rendiamo partecipi. Forse anche la questione dell'affluenza alle urne così ridotta dei giovani, perché si dice che ormai votano sopra i 50 anni e sotto non ci sono, diventerebbe un grande stimolo, quindi è una provocazione che facciamo alla politica, ma da segretario di un partito lo porrò sicuramente all'attenzione del mio coordinatore che è Flavio Tosi in Regione Veneto, ovviamente, ma per portare una proposta che diventi concreta, non solo di facciata, ma ripeto, che li renda partecipi e attivi anche dal punto di vista delle scelte e delle questioni di campo, che sono quelle poi legate anche ai progetti, ma anche alla finanziabilità di questi progetti e quindi la sostenibilità. Allora io vorrei aprire questa scatola che me l'ha portata questo Istituto Sansovino, questi ragazzi sabato, per far capire che se tu li accompagni, anzi pregherei anche la regia di mettere un pezzettino di quella meravigliosa orchestra che abbiamo, che sono ragazzi dei 12-22 anni, grazie a un privato, ai fondi che riesce a trovare, però io vorrei iniziare a leggere questi bigliettini che mi hanno lasciato. Sono stati portati ad Auschwitz questi ragazzi dai loro insegnanti, molto importante. E devo dire la verità che quando hanno raccontato, perché poi è stato fatto il progetto, io l'ho fatto vedere, bellissimo, e loro spiegano, mi hanno lasciato questa scatola, che è la scatola della memoria Forcolì, e lo dico anche alla dottoressa Bortoleto. Allora, leggiamo cosa scrivono questi ragazzi, tanto per far capire che potrebbero venissero a partecipare, come dice Forcolì, a tanti tavoli, forse avrebbero le idee più chiare, le farebbero venire anche a tanti politici. Credo che questa è stata una delle esperienze più significative che ho vissuto finora. Mi è stato permesso di vedere con i miei occhi la realtà di un evento che ha cambiato la storia. È stata sicuramente una visita che mi ha dato molto nella consapevolezza e mi ha segnato il pensiero. Nonostante la tristezza portata da quel luogo, credo che c'è tanto da raccontare e imparare. L'incredulità, l'orrore e il disprezzo sono le emozioni più forti che rimbombavano nella mia testa dopo essere stato e uscito dal campo. Penso sia stata l'uscita didattica più importante ed educativa mai fatta. Quando vedi l'inferno sei già pronto a tutto. Ne leggo un altro perché sono veramente belli, visto che ho anche la dottoressa Bortoleto per far capire che forse andiamo su questa strada. Allora, questa esperienza è stata di una grande importanza perché ci ha reso tutti più consapevoli su quello che c'è stato nel passato e ciò che non deve più accadere in futuro. Sapere, ma soprattutto vedere i numeri impensabili delle vittime fa riflettere sulla crudeltà dell'uomo che purtroppo ancora oggi non ha fine. E scrivono anche bene, siccome hanno detto che non sanno scrivere, io invece
vi faccio vedere che se la Mirella riesce a leggere così bene, perché anche hanno scritto così piccolissimo, devo dire la verità per gli occhi della Mirella, che scrivono piccolissimo, è come se avessero paura di scrivere grande, scrivono molto piccolo perché sono pensieri talmente intimi questi che fanno fatica a scriverli, ma sono riuscita a farglielo fare, ho voluto io che mi scrivessero i pensierini di quello che avesse, perché tutti non riesco ad ascoltarli. E poi vediamo proprio un piccolo cenno, dottoressa, anche a Forcolin, di questa meravigliosa orchestra trevigiana, veneta, di ragazzi dei 12 ai 22 anni, che questo grande uomo, Tullio Giacomini, cerca di portare avanti da solo, ma ha anche dei problemi di salute, forse supportarlo non sarebbe male. Forcolin, se io non fossi andata a quel teatro, nei giornali non è stata scritta una riga, in nessun giornale, e hanno fatto la raccolta per l'Aido e per veramente la donazione degli organi. Cioè, capite che non ci siamo proprio. Guardate, proprio, dottoressa, non so se lei conosceva questa orchestra, ma voglio fargliela vedere anche a Forcolin, chissà che non riusciamo a portarla anche in qualche importante ambito, perché veramente se lo mette dai 12 ai 22 anni. Rinaldo, guarda che ci sono anche questi ragazzi, basta andarli a prendere per mano, la cultura serve a questo. Andiamo a sentire. Bravissimo anche il nostro regista che ha tagliato al momento giusto. Dottoressa Bortoleto, conosceva questa meraviglia? Io ne ho sentito parlare, non l'ho mai ascoltata, ma ne avevo sentito parlare, sì, certo. E sa perché non l'ha mai ascoltata? Perché fanno fatica a uscire. Fanno fatica a uscire, non è semplice per loro, dobbiamo trovare gli sponsor, gli spazi. Quando ci sono questi numeri. Ecco, perché veramente avete visto i numeri che ci sono poi di questa orchestra. Mi ha detto il direttore artistico, ne sono passate più di 1000 ragazzi sono passati. Ecco, perciò pensate che numeri ha questo uomo che con tutte le sue forze sta cercando di far capire la bellezza anche dello strumento. Lui è partito da questo, dalla bellezza dello strumento, e poi un po' a volta, sempre di più, ha fatto crescere, perché lui è stato il primo che ha aperto le porte al mondo dei fragili. È stata la prima cooperativa, qualcuno se la ricorderà, il Quadrifoglio, il famoso Quadrifoglio, sì, come no. È stato la prima veramente ad aprire il mondo alla fragilità. Perché? Perché lui ha una certa sensibilità. Ma dice Mirella, ma non facciamo sinergia, non riusciamo a fare squadra, dovremmo essere tutti assieme, a lavorare assieme con altre realtà. E invece cosa vige il campanile più? No, questo è il mio campanile, guai. Ma lui lo dice, non si può continuare così, perché li perdiamo invece di allargare, perdiamo. Questa serata c'erano i familiari, i fratelli, ma le scuole non c'erano, dottoressa. Perché? Perché non sono state invitate, non c'erano, lo so. Cosa è successo? Ma io non vedo mai i giovani su eventi importanti. Allora dico, no, c'è qualcosa, bisogna iniziare a parlare, dottore. Lei lo sa che io parlo molto chiaro, non è che ci giri tanto intorno. Però vede, io devo trovare anche i dirigenti che capiscano queste cose, perché se ogni volta che presenti qualcosa, sì, mi presenti il progetto, dopo il progetto va a finire sotto, perché i progetti ne hanno tanti così, ma io penso di fare una serata ad ascoltare questa musica e questi ragazzi, veramente che invitano poi, perché io li ho intervistati, invitano i ragazzi a fare questo, venite a suonare, cercate di capire l'importanza, sono loro stessi che invitano i loro coetanei, niente da fare, non ci siamo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto Paolo da Montagnana? Mirella,
Ciao e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora Mirella, io sono per l'innovazione, no? Però ti dirò, far votare i giovani, mi vuoi i capelli bianchi, dunque oltre 60 anni, no? E ti dirò che ormai la politica mi ha talmente deriso tanto che non so neanche capire chi votare. E tutti parla bene, tutti sono bravi, tutti fa, e dopo alla fine se capiamo che aumenta i poveri, qui stipendi gli operai non gli fa, i pensionati gli da aiutare le famiglie perché non gli fa, e mi dicono la politica, la nuova politica, quella della terza, quarta, non capisco più che repubblica che siamo diventati. Io mi ricordo i discorsi ancora di Almirante, di Aldo Moro e di Berlinguer. E mi ricordo i discorsi che faceva. E ieri erano discorsi sensati, e adesso la politica fa discorsi per la poltrona e basta. Per carità, io faccio anche lui per la poltrona, ma forse gli piace a cuore con che era la Costituzione italiana. Mi pare che la nuova politica, e spero che il segretario Forcolin mi dà non una spiegazione e mi corregga anche se sbaglio, no? Mi pare che la nuova politica le usa poco quello che è la Costituzione. Mi pare che fa solo baruffe fra destra, sinistra, centro, te ha colpa te del debito, qua colpa me, io aumento lui il debito e non altri ne toccherà pagarlo. Cioè anche a far votare i giovani. Non sono mica d'accordo perché mi te dico alle prossime votazioni mi catto in difficoltà perché non so chi picchi creda che Ma perché no, ma scusa Paolo, ascolta Mirella, perché non vuoi che i giovani votano e tu dici io non vado a votare? Non puoi dire io non vado a votare, Mirella, ma spero che qualcun altro vada a votare, magari i giovani. Perché non poni invece la questione, anche se io dico Paolo che devi andare a votare, perché guai se non vai a votare, si passa sto messaggio, guardate che facciamo contento qualcuno, perciò cercate di capire che il voto è importantissimo, anche se pensate che non lo sia, è importantissimo. Paolo, perché non credi ai giovani? No, Mirella, mi do atto ai giovani, per carità. Mi vuoi votare perché non ho votare, perché ne conterà ancora dei favole e sarà ora del voto. Perché se è giusto andare a votare, è un diritto degli italiani andare a votare. Però mi pare che dopo fa tutto all'incontrario di quello che ne dice prima. Io ho fiducia dei giovani, io dico sempre ai giovani che conosco anche a livello del poco volontariato che fa, perché una volta che ne facevo di più del che europeo manco, si va altri il nostro futuro. E ora fai pubblicità, Paolo, devo andare in pubblicità assolutamente. Grazie Paolo, sei stato molto chiaro, vai a votare, andate a votare quando serve, mi raccomando, pubblicità. Attilio da Padova, ciao Attilio. Ciao Mirella, buongiorno a te e a tutti i tuoi ospiti. Buongiorno. Io mi presento, sono un istruttore ambientale pesca. Pronto? Sì, prego, ti sentiamo bene Attilio. Ah, perfetto. Mi presento, sono un istruttore ambientale pesca. Sì. E il dottor Forcolin sa di cosa sto parlando perché opero nel campo della didattica e formazione per una federazione sportiva nazionale affiliata al CONI e più precisamente alla FIPSAS. Chiaro che quando parliamo di pesca noi che frequentiamo le scuole e proponiamo la nostra attività mi relaziono spesso con colleghi della dottoressa Bortoletto, quindi con i dirigenti didattici, per proporre appunto le nostre attività che consistono poi in lezioni di natura ambientale. Noi siamo organizzati proprio in questo senso, oltre che il discorso pesca che è un mondo molto molto ampio, ma siamo organizzati proprio per proporre le nostre attività, come ripeto, sia di natura ambientale con lezioni teoriche fatte in classe nelle scuole, soprattutto le primarie, quindi con i ragazzini più piccoli, ma facciamo anche delle attività didattiche motorie,
proprio che servono, noi spieghiamo poi agli insegnanti, aiutano un po' a promuovere, diciamo, la concentrazione, la coordinazione dei movimenti, ma quello che interessa a noi e che ai ragazzini abbiamo visto che manca da parecchio tempo è il contatto con la natura, per cui spesso e volentieri li portiamo anche in ambienti naturali e spieghiamo un po' tutte quelle che sono le caratteristiche degli ambienti popolati dai pesci in particolare, che è il settore di cui mi occupo. Io tra l'altro ho la responsabilità come coordinatore a livello regionale degli istruttori, i miei colleghi, quindi istruttori ambientali pesca, e la nostra difficoltà è quella, essendo tutti volontari al 100%, noi ci spostiamo nel territorio. Nelle scuole fino adesso abbiamo sempre proposto le nostre attività a titolo completamente gratuito e naturalmente, come dicevi tu Mirella, il problema dei volontari qual è? Cioè il volontariato noi lo facciamo a 360 gradi perché lavorare poi con i ragazzini ci dà una soddisfazione immensa, quindi la nostra gratifica è in termini proprio di interesse, vedere quegli occhi che così meravigliati per gli argomenti che noi trattiamo, e questa è la nostra maggior gratifica. Però la difficoltà di mantenere questo gruppo numeroso di istruttori è quella economica poi alla fine, perché tutti voi, sia la dottoressa Bortoleto quanto il dottor Forcolin, sanno che muoversi nel territorio, fare attività comporta anche una spesa economica. Noi spesso e volentieri ci sobbarchiamo queste spese proprio si può dire in termini semplici, dal nostro portafoglio, però abbiamo anche la necessità di trovare delle sponsorizzazioni che ci aiutino. Dalla regione non ti arriva niente, Attilio? Noi abbiamo a volte dei contributi che vengono dalla federazione in collaborazione con il Dipartimento di Sport e Salute quando sviluppiamo dei progetti specifici. Ma siccome noi andiamo spessissimo, abbiamo un programma vasto di attività nelle scuole, proponendo la nostra attività assolutamente gratuita, abbiamo dei costi naturalmente. Poi cosa voglio dire? Voglio dire che molte volte andiamo a perdere, come dicevi tu all'inizio della trasmissione, andiamo a perdere la collaborazione dei nostri colleghi perché a un certo punto dicono sì, io ho una grande soddisfazione di fare questa attività a favore dei giovani, però ho dei costi e delle molto risorse chiaro, Attilio, che devo correre perché sono anche in chiusura, ma sei stato chiarissimo. Se hai la tribuna di ieri, prova ad andare a vedere i contributi che sono elencati, che sono stati dati dalla regione, perché fa molto riflettere. Rifletti, leggi la tribuna, leggi i contributi. Io veramente, siccome è pubblica, perciò penso che sia utile per tutti capire anche come i contributi che vengono dati a chi, perché giustamente dobbiamo anche capire come funziona. Perciò ti pregherei, Attilio, di leggere tutti quanti i nomi e i soldi che hanno ricevuto dalla regione. Forcolin? Insomma, intanto ringrazio Attilio per l'opera, per il lavoro di volontariato che insomma viene posto da un'associazione importante come FIPSAS, e per fortuna che FIPSAS è anche strutturata a livello nazionale, quindi partecipa, perché altrimenti avremmo anche tutta quella perdita di patrimonio che abbiamo sul territorio, che dicevamo all'inizio della trasmissione, con la riforma del terzo settore e tutto il costo della burocrazia, della gestione di queste associazioni. Purtroppo quelle più piccole le stiamo perdendo, e stiamo perdendo un patrimonio umano veramente importante. Però ci sono i tavoli blu della regione, Attilio sa di cosa parliamo. Sono i tavoli blu? Sono dei tavoli nei quali vengono presentati dei progetti, Attilio stesso lo ha accennato, che sono dei progetti mirati, finanziati, ma autofinanziati, perché una quota della famosa licenza di pesca, viene pagata dal pescatore perché arrivi a finanziare questi tavoli, che poi prevedono, non so, delle semine di particolari specie che sono in via di
estinzione o hanno delle problematiche, piuttosto che rinforzi arginali e quindi coi consorzi di bonifica. Progetti mirati alla tutela dell'ambiente, a preservare la pesca, a preservare questo sport, ma che diventa anche sentinella del territorio, perché io quelli che conosco in FIPSAS, ma come tutte le associazioni del mondo ittico, sono comunque persone che prima di tutto, prima della pesca, amano il proprio territorio. Quindi per questo sposo la causa di Attilio, che è quella che le istituzioni, spendendo pochi soldi, raggiungono grossi risultati. Quello di avere un territorio che viene controllato, un ambiente che viene tutelato, e se lo mettiamo assieme ai giovani e al mondo della scuola, non abbiamo fatto altro che il nostro dovere nell'insegnare ai nostri giovani di preservare e di lasciare l'ambiente almeno come ce l'hanno lasciato i nostri genitori e i nostri nonni. Abbiamo Paola da Padova, poi andiamo dalla dottoressa Bortoleto. Veloce Paola, ciao. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti, velocissima, dovevo dire tante cose, ma approfitto del signor Forcolin per puntare, per ricordare anche per gli anziani soli, chiusi in casa perché non hanno ascensore, pseudo o disabili del tutto. Cosa aspetta la regione con 200-300 mila euro prendere una casa che addirittura di 700-800 metri quadrati, ripristinarla e fare mini appartamenti con tutte le opportunità, l'ascensore eccetera, ci fate pagare un affitto, però così non è giusto. Altro che Natale, regali, pane, latte e riso e sarà su in casa. Cosa aspettate a fare queste case a costo zero, perché poi ci paghiamo l'affitto, oppure col mini appartamento che abitiamo adesso ve lo diamo in cambio di una casa agibile. Siamo in galera da soli senza aver commesso il fatto. Grazie infinite e complimenti per tutto. Grazie e buona giornata. Grazie a te Paola. Allora, dottoressa Bortoleto, quello che emerge è che nella scuola si fa tutto, sicurezza stradale, orti, pesca, di tutto e di più. Non sarebbe il caso un po' di dividere le cose e lasciare che il mondo del volontariato faccia questo al pomeriggio, portando i ragazzi quando hanno finito le lezioni, perché la didattica è anche importante, penso sia fondamentale, però poi nel pomeriggio l'educazione civica, invece di farla in classe, si fa in loco. Allora una volta si porta da una parte, una volta si porta dall'altra. Ecco, è così difficile, oppure è sempre una questione di soldi, di sicurezza, di assicurazione? Oppure è più comodo farlo in classe, facciamo tutto là e abbiamo risolto il problema? Non è il caso di iniziare a dividere, perché dottoressa, non abbiamo i numeri nel mondo del volontariato di giovani. Non li intrighiamo più con queste lezioncine in classe, non sono protagonisti, ascoltano, qualcuno può dire qualcosa ma se ha voglia ed è stimolato, altri stanno zitti, alla fine escono e non so cosa sia rimasto veramente di tutto questo. Sarebbe il caso di iniziare anche con la politica a vedere, trovare una soluzione, di dividere in due, ecco, quella che è anche l'educazione civica e farla nel pomeriggio e lasciare altre materie al mattino. Prego dottoressa. Allora, la situazione è un po' complessa da questo punto di vista, non è così lo immaginavo. Insomma, no. Nel senso che l'educazione civica è una materia che deve essere insegnata a scuola per obbligo, e quindi è chiaro che invece la scuola deve aprirsi alle associazioni per poter fare determinate cose. Poi pensiamo che ci sono scuole anche a tempo pieno, per cui hanno mattina e pomeriggio in ogni caso dal punto di vista dell'orario, o a tempo prolungato, altre invece che sono solo la mattina. Poi adesso noi abbiamo tutti i grandi progetti del PNRR che devono essere messi a terra entro il 2026, quindi insomma ci sono un'infinità di incastri. Però detto questo, credo che ecco, anche il discorso del telespettatore di prima, il contatto con la natura è fondamentale, e quindi questo entrare attraverso l'associazione, perché poi l'associazione nel pomeriggio possa continuare, così come con le attività sportive. La scuola può offrire tutta una serie di opportunità, dopodiché i ragazzi possono scegliere quella che è più consona alle loro abilità e a quelle che sono anche le loro aspirazioni. Quindi diciamo la scuola deve fare da volano, dopodiché insomma sta divisione mattino e pomeriggio sì può essere, però dove?
nel senso che comunque poi ci devono essere le famiglie che li portano, che fanno tutta una... cioè ci deve essere veramente una rete in cui tutti insieme si lavora. Direi però una cosa, vorrei aggiungere: vero che nella scuola primaria, magari i primi anni della secondaria, c'è questo coinvolgimento, i bambini e i ragazzi sono spugne e quindi sono lì che si interagiscono, capiscono, provano, eccetera. Però poi entriamo in una fase evolutiva, che è quella dell'adolescenza, in cui alcuni aspetti sono i ragazzi stessi che li mettono da parte, perché per loro è più importante stare con i coetanei e per esempio anche lavorare su di loro e sulla loro crescita anche dal punto di vista psicofisico. Quindi a seconda dell'età vanno anche da parte delle associazioni trovate delle strade che siano più accattivanti. Questo è fondamentale, altrimenti diventa difficile, no? Non si possono usare gli stessi strumenti con bambini di 10 anni e con ragazzi di 16. Lo sa, dottoressa, che io collaboro con Una Mano per un Sorriso Folcindre, sì, e non hanno un volontario a Treviso, di Treviso, e non riescono a capire, ho visto che ha aperto la bocca, glielo dico proprio, tutte le città, Treviso non dà un volontario, ha detto non sappiamo cosa ci sia, anche loro si pongono questo punto interrogativo. Questa coordinatrice è di Treviso, sì, e dice io non so, Mirella, cosa succede, non ne abbiamo uno. Allora capisce che c'è molto da lavorare e io sono anche molto perplessa che i genitori accompagnino nel pomeriggio i loro figli a fare questo. Abbiamo sentito anche associazioni veramente con le nostre tradizioni dicono non arriva a niente se assolutamente non li portano, cioè, perciò dottoressa dobbiamo cercare di trovare, ecco, ad esempio il mondo del volontariato, chi ha i pulmini, mettere a disposizione i pulmini per prendere questi ragazzi. Cioè deve essere quasi un obbligo, perché se non lo obblighiamo a diventare protagonisti, che loro non lo sanno magari di esserlo, non ci riusciremo, dottoressa, perché nessuno li porterà, nessuno li ascolterà e perciò loro rimarranno là e noi rimarremo senza volontari. Questo è il risultato, perché ho centinaia di associazioni di volontariato, tutti cercano giovani, compresi gli alpini, sì, perché lo dicono qui, perciò c'è qualcosa che saranno anche pochi, ma io li vedo i giovani, il problema è già che andiamo a prenderli noi, perché da soli non arriveranno mai. Maurizio, vai veloce perché sono proprio in chiusura. Sì. Ciao Mirella, saluto i tuoi ospiti, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sarò velocissimo. Allora, la gioventù di adesso, i giovani di adesso, io non vedo, scusatemi, ma io non sono positivo, non vedo una grandissima positività per quanto riguarda questi giovani. Prima di tutto, sì, sono d'accordo che vadino a votare, ma quelli che hanno testa, perché non tutti hanno la testa per andare a votare. I 50, i 60, i 40 hanno la testa. Maurizio, grazie. Devo chiudere assolutamente, non ce la faccio, non è cattiveria. Comunque hai detto quello che pensi, per l'importante è che sei d'accordo a far votare i giovani, a me interessava soprattutto quello per la testa, ne riparleremo con la prossima telefonata. Segretario, come ci saluta? No, ci salutiamo con l'impegno di saper ascoltare, perché le tue trasmissioni, le tue iniziative sono importanti, perché chi ha una responsabilità anche amministrativa, politica sui territori deve partire dall'ascolto. Non è che se ci chiudiamo su una stanza e abbiamo la bacchetta magica per impartire regole del gioco. Quindi le telefonate, anche a volte anche così un po' folcloristiche, perché insomma far votare soltanto chi ha testa, dovremmo fare un test per capire chi ha la testa e qual è il limite da porci, no? Però è importante che la politica sappia ascoltare, e questo è un momento delicato per il nostro paese. C'è una legge di stabilità che verrà approvata, c'è il mondo della scuola che dà un grido d'allarme fondamentale, ci sono i nostri giovani che li stiamo vedendo dalle piazze, dalle baby gang, da situazioni difficili, ma sono anche delle grandi risorse, perché ci sono veramente persone, come abbiamo visto nella nostra orchestra, che sono eccellenze, e quindi sta alla politica lanciare appunto questi strumenti che possano aiutare. Sul tema della scuola ha ragione la dirigente,
se noi abbiamo una didattica importante, abbiamo dei rientri settimanali, penso a mio figlio, penso ad attività che poi si fanno in autonomia, il calcio, il basket, la danza e queste cose qua, diventi difficile poi contemperare anche lo spazio di manovra per avere tutti questi progetti, ma dovrebbero essere finanziati magari a livello ministeriale con il POF per sensibilizzare all'interno di questo, oltre alla questione didattica, anche la progettualità e la manualità, andare fuori sul territorio, come si dice spesso, sporcarsi le mani per vedere la vita quotidiana com'è e come funziona. Dottoressa Bortoletto, come ci saluta? Sì, anch'io vi saluto. Allora, l'ultimo telespettatore non era positivo, io invece credo che l'ottimismo deve darci la carica per continuare a esserci, per risolvere anche alcune situazioni, sapendo che sicuramente la politica ci deve sostenere, perché noi ci siamo, però alcune cose devono diventare strutturali, sistematiche, non possono essere spot. Giusto. Grazie, veramente grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Buongiorno, riprendiamo questa sveglia Veneti, questa frizzante sveglia Veneti e salutiamo Alberto Ciammini, consigliere comunale Treviso Fratelli d'Italia. Grazie Ciammini di essere qui, veramente grazie. Salutiamo anche Eddie Binotto, presidente comunità fumisti. Buongiorno Binotto, c'è un fumo qua che fa spavento, vediamo se riesce a toglierlo dopo Binotto, però sentiamo cosa ci racconta il nostro Ciammini, Alberto Ciammini, questo consigliere comunale che voi sapete, io l'ho sempre detto, sono stati gli unici, i primi che si sono accorti del banco solidale che ho in provincia. Gli unici che sono arrivati sono loro, con questi scatoloni, no, perché bisogna dirlo, io dico quello che è, non racconto mica bugie, perché sanno che esiste, per gli altri non esistiamo, sto parlando della politica in generale, invece per loro sono giovani, e lo devo dire, e invece riescono a capire che ci sono queste situazioni, queste strutture da aiutare. Cos'è la sensibilità per la solidarietà, Ciammini? Guarda, allora intanto grazie. Quello che volevo dirti, faccio parte di una comunità che si chiama Primi Trevigiani da 20 anni e principalmente ci basiamo sulla solidarietà, dunque sulla raccolta alimentare. Abbiamo all'incirca 14-15 famiglie che portiamo la spesa regolarmente ogni mese e diciamo che la situazione non è delle migliori. Allora, io vengo un po' da una politica di strada, ok? Non da una politica di palazzo. Sono stato più abituato a stare a più contatto con i cittadini, dunque che secondo me è la politica migliore, assolutamente, invece di far pubblicità sui vari social, internet, eccetera, eccetera. Devo dire che parlando con queste persone si vede proprio un disagio sociale, un pensiero di abbandono che hanno. E oltre comunque a portare la spesa cerchiamo anche di dare un supporto morale, dunque magari ci fermiamo là, mangiamo qualcosa insieme, beviamo un caffè, magari lo portiamo anche noi il caffè, ok? E diciamo che dal punto di vista solidale la politica deve fare sicuramente di più. Sicuramente non può ricadere solo sui comuni, deve esserci una sinergia con la regione e di conseguenza deve esserci una sinergia a livello nazionale, non può ricadere tutto sui comuni oppure sulle associazioni, non possono essere il salvaguardia le associazioni, non possono essere quelli che salvano queste famiglie, bisogna fare assolutamente di più. Bisogna fare assolutamente di più, però tanto è vero che purtroppo il mondo del volontariato si sta muovendo col commercialista, con l'avvocato, deve anche spendere, deve pagare per fare il volontariato e questo la dice lunga su quello che veramente la politica dovrebbe sentire e ascoltare e invece siamo lontani mille miglia. Ma soprattutto mancano i giovani nel mondo del volontariato, ne parlavamo anche prima con la dottoressa Bortoletto che è dirigente nazionale dei dirigenti scolastici, proprio per far capire
capire come si potrebbe fare per coinvolgere questi giovani. Io ho lanciato una proposta di fare educazione civica al pomeriggio all'interno delle associazioni, non a scuola, perché a scuola si fa pesca, si fa teatro, si fa danza, si fa orti, si fa tutto. Io penso che la scuola dovrebbe fare più didattica e per gli altri pensare alle associazioni, ma come ha detto la dirigente è molto difficile perché ci sono costi, assicurazioni, poi bisogna vedere il tempo pieno o non pieno. Io sono dell'idea che se continuiamo così noi rimarremo senza giovani nel mondo del volontariato, perché loro da soli non arriveranno mai. Bisogna che qualcuno li obblighi a vedere la realtà e forse questo cattureremo la loro attenzione, perché poi sono più sensibili di quello che pensiamo. Ecco, voi politici come pensate? Lei è un politico giovane, Ciamini, come si può attrarre questi giovani? Io prima da anni dico che darei il voto ai sedicenni, lo fanno anche in altri paesi europei, non è che abbia scoperto l'acqua calda, non la voglio neanche scoprire, però io direi che sarebbe ora di iniziare, come diamo il patentino, li mettiamo nelle strade, anche a vedere cosa dicono, cosa fanno, e non sono così sprovveduti come qualcuno pensa che siano, non è vero, solo che non hanno parole, perciò cosa fanno? Prego Ciamini, lei ha dell'idea di farli votare i sedicenni? Guarda, la tua proposta potrebbe essere presa in considerazione sul voto dei sedicenni, visto che comunque la nuova generazione comunque è molto più sveglia di quello che eravamo noi. Un sedicenne adesso è un nuovo maggiorenne, forse anche un nuovo ventenne. Sarà forse anche perché sicuramente la tecnologia ci ha aiutati in un certo senso. Guardi, sulla difficoltà di trovare giovani ne risentiamo anche noi con la nostra comunità, perché comunque siamo una comunità di over 30, e mentre lì però comunque noi eravamo dentro le scuole. Manca comunque anche una politica anche scolastica sicuramente all'interno. I giovani adesso non hanno interessi, infatti il giovane cosa fa adesso? Non ha aspettative future. Lui praticamente ha finito la scuola, vuole andare all'estero. Cioè, il problema dei giovani è, ok sì, voglio andare a lavorare all'estero, sta a noi poi farli tornare, invece loro rimangono là. E dunque anche su questo va a ricadere la mancanza di giovani, trovare giovani sul volontariato. Mancano un po', bisogna incentivarli questi ragazzi, bisogna incentivarli con argomenti. Allora, se a un giovane si parla del PNR o si parla delle elezioni europee, a un giovane adesso non interessa, bisogna parlare di politiche sociali, bisogna parlare di politiche attuali che interessano. O magari di robotica. Di robotica, sì. A un giovane di adesso interessa i social, TikTok, Facebook, non hanno, purtroppo lì è una mancanza di interesse che hanno. È un lavoro, è un ragionamento complesso questo qua da fare e da studiare molto bene. Abbiamo Delia da Verona, poi andiamo dal nostro Binotto. Andiamo, vai Delia. Allora, buongiorno a tutti, Mirella, ciao a te, il tuo ospite, giovane lì. Io ho tre riflessioni da fare. Sono idee mie, però è giusto che le dica, perché io le direi anche al Presidente dello Stato se potessi avere il contatto, ma non posso. Allora vi dico come la penso. Lo dico anche ai suoi ospiti che è di Fratelli d'Italia. Allora, le prigioni, perché ci sono esuberanti e ci sono tanti prigionieri, no? Non è giusto che le facciamo noi in Italia col debito che abbiamo, come siamo messi in Italia con le famiglie che ci sono, per spendere i soldi degli italiani per fare le prigioni. Ne abbiamo già abbastanza noi di delinquenti, si devono tenere qui gli italiani e tutti gli altri devono fare la prigione nei propri paesi e devono essere mantenuti nei propri paesi. Questa è una cosa che io la penso e ce ne sono tanti che la pensano così. La seconda, tutta questa gente che entra sono clandestini, sono che hanno bisogno, io non posso sapere di tutta la gente di questo mondo, ma non è giusto questa cosa, è giusto che manteniamo tutta questa gente e ci sono tutti i nostri anziani che hanno fatto l'Italia, che sono in condizione anche qua nella mia via, vedessi che hanno bisogno di tutto, ma non si può fare questo, uno Stato deve prendere le decisioni su queste cose, deve o chiudere i confini o deve rimpatriare tutti quelli che non hanno il diritto, che non
lavorano, che non pagano, che non hanno una casa, come facevo io, perché io sono vecchia, quando gli italiani sono stati andati all'estero. Avevano una casa, un contratto, si passava da Milano, facevano i vaccini e dopo si entrava al lavoro. Ma non in questa maniera, non può essere così, il mondo non può andare avanti così. Ecco, questo è quello che io penso. Mi dispiace però per i miei figli e per i miei nipoti, perché ne ho 6, anche per i miei nipoti, perché il futuro non è per niente bello. Un'ultima cosa e dopo finisco. Ho sentito in televisione la moglie di Zelensky, che è stata interrogata da Vespa, le ha fatto delle domande e le ha detto, Vespa gli ha detto come se si trova con suo marito, ha detto io lo vedo poco perché lui è sempre in giro, io sono un po' al sicuro, quelle cose lì. Allora l'ultima domanda che le ha fatto ha detto non posso parlare tanto, e Vespa gli ha detto i miei figli sono al sicuro, non c'è problema, ma vi sembra una cosa giusta? E i figli di quelli che sono stati ammazzati, di quelli che sono in giro per l'Ucraina tutta distrutta, è giusto questo che lei vada a dire i miei figli sono al sicuro? Almeno doveva tacere, ma non dire in televisione queste cose. Ecco, questo è quello che io penso e veramente mi fa male tutte queste cose di questa Italia. Grazie Delia, grazie, abbiamo sentito anche Delia. Vedi Ciamini, e lo dico anche a Binotto, le persone hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di dire quello che pensano, poi ognuno fa le proprie riflessioni, però questa voglia di parlare è molto importante. Io lascio parlare perché è giusto che, visto che loro si impegnano, perché è anche un impegno telefonare, ecco, e ascoltarle. Binotto, com'è la situazione invece? Parliamo di lavoro, un lavoro particolare, il suo, fumista, i giovani, com'è la situazione? Perché veramente dobbiamo anche capire se questa manodopera arriva, non arriva, se c'è la voglia di imparare, di formarsi, c'è abbastanza formazione, perché lei tratta un argomento molto importante e delicato. Prego. Allora, intanto buongiorno a tutti e ringrazio per la possibilità di esprimere quello che abbiamo bisogno noi del settore. Allora, mi ritrovo molto su quello che ha detto il signore che è lì con lei, perché non è over 30, noi siamo già all'over 40 e non è positiva la cosa. Abbiamo qualche, come diciamo noi, qualche mosca bianca che è sui 30 anni, che sta venendo avanti, però la scarsità di manodopera è palese e dobbiamo anche noi che siamo del settore cercare non di imporre quello che è il nostro sistema di lavoro, ma cercare di adattarci a quelli che sono i giovani che vengono avanti. Ne abbiamo bisogno e dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra quello che è la richiesta di mercato e tra quella che è la richiesta di giovani che vengono avanti e quello che hanno voglia di fare, e cercare di trovare un compromesso tra di noi, perché sennò siamo, come ha detto lei prima, scappano tutti e restiamo solo noi di una certa età e non va bene, dobbiamo cercare di adattare anche le nostre esigenze alle richieste che fanno i giovani. Binotto, ma il problema è che si parla sempre di formazione. Secondo lei, Binotto, cioè bisognava prevenire, perché sappiamo benissimo i lavori quali sono e di cosa in futuro avremmo avuto bisogno. Si sapeva benissimo che molte persone sarebbero andate in pensione, ognuno col proprio lavoro. Ma capisce che secondo me c'è stato qualcuno che non ha voluto vedere quello che serviva e fare prevenzione proprio con la formazione. Hanno cancellato gli ITIS. Ma vi rendete conto che erano proprio la formazione massima che potevamo avere, e c'erano centinaia, per non parlare migliaia di ragazzi in tutti gli istituti italiani che frequentavano, poi all'improvviso dovevano diventare tutti dottori e tutti avvocati, via tutto. Là si parte. Ecco, cos'è la formazione, Binotto, per lei? Insegnare anche a capire che ci sono altre alternative, che c'è un mondo veramente aperto su quello che tu puoi diventare e fare. Ma se non conosco, cioè io non so che ho questa creatività o questa tendenza. Una volta c'erano le applicazioni tecniche, ti facevano fare 100.000 cose, ognuno vedeva dove eri un po' più orientato. Adesso avvocati, commercialisti, dottori, prego Binotto.
Allora, secondo me intanto dobbiamo tornare al buon vecchio apprendistato. E questo qua sarebbe già un passo in avanti. Secondo, dobbiamo anche capire che la formazione deve essere fatta anche sul campo. Ma non dobbiamo, come è stato insegnato a noi, perché secondo me negli anni nostri noi arriviamo da un periodo in cui sembrava impossibile arrivare a questo. Sembrava impossibile perché andava tutto bene, perché i lavori andavano avanti, perché si cresceva, perché è negli ultimi 5-10 anni che abbiamo cominciato a pensare che la formazione, alla sicurezza e quant'altro. Adesso è un po', siamo, come ha detto lei, un po' troppo in ritardo con tutto il discorso. Dovevamo cominciare quando sembrava che tutto era già scontato e già definito. Diciamo che sono cambiate anche le persone, diciamo che sono cambiati i giovani. Io vengo da una scuola un po' più, mettiamola così, fra virgolette, retro, mentre adesso non funziona più, non è un metodo di formazione che va bene, quello che è stato usato per me o per tanti altri coetanei della mia età. È cambiato tante cose, diciamo che dobbiamo prendere in mano la situazione e cercare, come ripeto, di adattarci ai giovani, perché il settore, anche il classico muratore, non è più il classico muratore che avevamo 30 anni fa. Perché per dire, i materiali non si portano più a spalla, arrivano in cantiere, dobbiamo cominciare a formare i giovani, a buttargli, come si può dire, l'incentivo perché possono essere attratti, perché come si diceva prima, i giovani oggi hanno Facebook, TikTok, i social, l'artigianato ha anche la parte tecnica. Abbiamo i giovani che sono molto più avanti di noi sotto quel punto di vista là, coinvolgiamoli. Bravo Binotto, bravo, è quello che dobbiamo puntare. Giusy, poi andiamo da Ciamini, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. E ora Mirella, stamattina ho sentito dei signori che sono stati in carcere da innocenti e ha detto che chi aspetta di venire a essere risarciti che ne vede niente, insomma, per chi ha fatto il carcere da innocenti e aspetta sto risarcimento. E ora mi domando, ma quando la legge sbaglia nella sentenza dovrebbero pagare loro? Perché io non voglio pagare i loro sbagli che sono a carico nostro, dei cittadini, ma dove siamo arrivati? Questi giudici o chi per essi dovrebbero assicurarsi, farsi un'assicurazione, no che tutti quelli che sbagliano per l'innocenza dei carcerati dobbiamo pagare noi, anche quello dobbiamo pagare, ma stiamo scherzando? Allora stiamo qua che pagando tutti questi personaggi, queste persone che arrivano da tutte le nazioni a pagamento, li facciamo correre coi pattini destra e sinistra perché mi viene l'esaurimento, che sto pagando anche quello, e dobbiamo pagare anche per i sbagli che fanno questi giudici. Non capisco perché dobbiamo tirar fuori i soldi noi di tutti i risarcimenti di quelli che sono innocenti. Grazie Giusy, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, comunque sei stata chiarissima. Ciamini. Posso rispondere alle due signore? Allora, per quanto riguarda lo sconto di pena all'estero, concordo con la signora, anche perché comunque un carcerato in Italia costa al giorno oltre 400 euro. E per quanto riguarda invece le sentenze di colpa e poi c'è stata una sentenza innocente, sicuramente ci sarà un risarcimento assolutamente. Mentre per quanto risponde a Binotto, al signor Binotto, porto l'esempio lavorativo nella mia multinazionale, nel mondo dell'abbigliamento. Mentre 4-5 anni fa facevamo colloqui chiedendo formazione o esperienza, abbiamo aperto un po' la mente e attualmente ricerchiamo anche persone che non hanno avuto assolutamente esperienza lavorativa e da una formazione assolutamente base. Non andiamo a ricercare, anche perché il giovane d'oggi la prima cosa che ti chiede purtroppo è se si lavora. Da me in una multinazionale si lavora anche sabato e domenica, dunque ti chiedono se si lavora sabato e domenica, quanto è lo stipendio, domande che 10 anni fa non si facevano perché si aveva paura
adesso accettiamo anche questi giovani. Bisogna comunque capirli anche un po', anche perché arrivano anche da un periodo rinchiusi in casa post-Covid purtroppo, e dunque bisogna cercare anche di capirli, di comprenderli. I giovani o i diversamente giovani? Entrambi. Ah, ecco perché io sono convinta che hanno pagato più le conseguenze diversamente giovani che i giovani. Scusatemi, ma io ho questa storia di puntare tutto su loro. Invece avete sentito anche le telefonate che ho ricevuto Ciamini stamattina, anziani che non riusciranno neppure a fare il pranzo di Natale perché sono segregati in casa, perché non hanno l'ascensore, nessuno li va a prendere, e poi ci vantiamo di avere 7.500 associazioni di volontariato, ma siccome c'è la privacy, siccome i servizi sociali non ci danno i nomi e i cognomi perché non si può, noi rimaniamo. Allora cosa facciamo di queste associazioni di volontariato? Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Volevo fare una domanda all'ospite in collegamento allo spazzacamino per dire parole povere. Ecco, mia domanda la farò seriamente, speriamo che rimanga una domanda seria, cioè nel senso, il lavoro del spazzacamino, per dire parole povere, consiste nell'eliminare le scorie e la sporcizia che fa i combustibili fossili cosiddetti, no? Carbone, legna e via parlando. Considerando che la società tende in un futuro neanche molto lontano, molto vicino, anzi, a eliminare i combustibili fossili, il suo mestiere è destinato a sparire. Cioè, mi chiedo, lui che fa questo lavoro qua, come si pone in riferimento al discorso di eliminare i combustibili fossili e quindi il suo lavoro, se non mi sbaglio. Buongiorno. Grazie Vladimiro. Domanda interessante. Cosa farà il nostro Eddie Binotto in futuro? Prego. Per un giorno di andare anche in pensione. Comunque, sotto questo punto di vista l'Europa è stata chiara. Abbiamo bisogno di energie rinnovabili per l'ambiente. Le energie rinnovabili sono, come ha detto il signore prima, i combustibili fossili. E sotto questo punto di vista ha delineato dei rendimenti da nuovi generatori di calore che possono essere sostituiti e utilizzati a lungo tempo, diciamo, ok? Parliamo di rendimenti con 4-5 stelle. Tanto è vero che abbiamo dei bandi anche regionali che danno incentivi per la sostituzione dei vecchi generatori di calore obsoleti e permettono così di andare avanti a utilizzare la biomassa e anche a andare avanti a utilizzare, cioè, con il nostro lavoro, con la nostra professionalità e con quello che ne consegue. Ovvio che un generatore di calore che comincia ad avere 10, 15, 20 anni, che ha delle emissioni in atmosfera che sono improponibili e quant'altro, penalizzano il settore. Abbiamo fatto anche con la provincia un bando per quanto riguarda la manutenzione e in modo particolare riferito anche, come dicevo prima, alle categorie che hanno meno disponibilità economica con degli incentivi un po' più alti. C'è il bando regionale per quanto riguarda la sostituzione di generatori di vecchi generatori di calore, per cui penso che il settore, se incentivato nel modo giusto e corretto e mantenuto, fatta la manutenzione degli impianti, sostituiti i vecchi generatori, ne abbia ancora. Come sono andati questi incentivi, Binotto? Allora, diciamo che la regione per il bando è andata molto bene, anche perché siamo arrivati a avere dei finanziamenti fino a 4 milioni e mezzo di euro, se non sbaglio. E per quanto riguarda la provincia sulla manutenzione, diciamo che siamo 50-50, diciamo che noi abbiamo stanziato, se non parlo male, ma dovrei sentire un attimo l'assessore all'ambiente, ma circa sui 100.000 euro, 120.000 euro, siamo arrivati a avere avuto richieste per 60-70.000 euro, per cui può essere fatto qualcosa di più, però quello che ci stiamo muovendo per mantenere il settore e anche per avere un occhio di riguardo all'ambiente, insomma, per quelli che i giorni di oggi non trovino danni più di quello che abbiamo già trovato noi.
Un'altra cosa importante, Binotto, la sicurezza sul lavoro nei cantieri. Abbiamo sentito anche quello che è successo purtroppo ieri. Scusatemi, io continuo a vedere, lo dico anche a Ciamini, che sarebbe il caso di fare un giro, di fare qualche telefonata a queste persone sopra i tetti senza nessuna precauzione. Questo è quello che vedo io. Io mi sono anche fermata, gliel'ho anche detto, ho detto scusa, ma i caschetti dove li avete sta roba qua? Sono là, sì, ma là dovrebbero essere da un'altra parte in testa vostra, gli ho detto, perché queste cose ci sono ma non le mettono, perciò qualcuno deve obbligarli, perché sennò non ne vediamo fuori. Cos'è la sicurezza sul lavoro? Perché abbiamo dei numeri, Binotti, che sono impressionanti. La gente va a lavorare e molti non ritornano a casa perché c'è qualcosa sempre che non funziona. Prego. Allora, diciamo che noi da buoni veneti tante volte crediamo di essere dei supereroi e bisogna smetterla con questa mentalità qua. Io ho sempre detto anche a chi collabora con me, a gente che trovo in cantiere, tutti quanti, ricordatevi chi avete a casa. Solo se cominciate a pensare a quello vedrete che tante cose non si fanno. Però la sicurezza nei cantieri, a me sono concesso che negli ultimi anni siamo andati da Levante a Ponente, ok, però è importante, è fondamentale, va fatta e va lavorato, c'è bisogno di usare la testa. Mi ricordo che mio papà mi ha sempre insegnato una cosa nei cantieri: prima di usare le mani, usa la testa. Quando usi la testa tante cose si risolvono, però bisogna far rispettare quello che è la sicurezza, perché le cadute dall'alto sono improponibili. Ciamini cosa vede, ecco, in un futuro, anche per cercare di fare prevenzione, perché i numeri sono veramente impressionanti? Sì, assolutamente. Beh, condivido usare la testa e poi le mani. Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, si sta facendo tanto con corsi, si sta investendo. Secondo me c'è anche da un punto di vista delle persone che vanno a fare questi corsi un po' di sufficienza, lo vedono come un gioco, un passatempo. E invece la sicurezza sul lavoro penso sia uno delle fondamenta per non avere questi numeri che abbiamo purtroppo. Basta solo uscire di qua a vedere i cantieri, come dici te, sono tutti senza caschetto, poi quando hanno la soffiata che arrivano i controlli tutti in bracatura e caschetto. Sicuramente si può fare di più, si sta facendo tanto. Bisognerebbe fare, oltre i corsi, bisognerebbe fare più aggiornamenti. Di solito i aggiornamenti vengono fatti ogni 2 anni da me, ma comunque è un ambiente con medio-basso. Bisognerebbe fare sicurezza ogni semestrale per quanto riguarda, secondo me, chi lavora sui cantieri, perché secondo me c'è troppa sufficienza nell'affrontare questi corsi. Questo secondo me. C'è tanta sufficienza, tanta, cioè diciamo che vengono visti come obblighi e non come, si può dire, un aiuto, un qualcosa perché tu non ti faccia male. È fatta come, proprio vista come diceva giustamente il collega prima, è stato così perché mi tocca farlo, lo faccio, però non è questo lo spirito adatto per prendere i corsi di soccorso e di sicurezza. Sì, però Ciamini, come passa la Mirella? Passano tantissime persone, penso che passano anche qualche pattuglia. Possibile che nessuno veda niente, sia solo la Mirella che vede ste robe, ha il coraggio di dirlo vedono, davanti però alle telecamere, perché veramente è una cosa incredibile. C'è il direttore dei lavori, qualcuno, cioè non c'è nessuno, sono buttati là e vai. Cioè Binotto, faccio fatica a capire queste cose. Io mi fermo e mi dicono, sì, i caschetti sono là. Come sono là? Ho detto, dovete mettervelo in testa. Il consiglio che faccio è segnalare. Prego? Come ha detto Ciamini, quando arriva la soffiata arrivano. Allora usano il casco, usano quello che devono usare, se no non va mai usato. Dico alla regia che è già passato quello. Ciamini, però il problema è che anche voi dovete muovervi nel territorio perché siete consiglieri comunali e perciò anche voi avete questo obbligo, diciamo, di segnalare se le cose non vanno bene, perché se tutti ci voltiamo dall'altra parte, adesso sono oppressa, ho fretta, la fretta, no, bisogna fermarsi e veda come che sia la situazione. Accetto l'invito sicuramente, anche perché come dici te viviamo in una vita frenetica, cioè siamo tutti frenetici, cioè una volta 30 anni fa si facevano le cose con calma, si stava bene, adesso dobbiamo fare tutto di corsa, è sicuro.
e dunque subentra poi lo stress e subentrano tutte queste cose. Comunque accetto l'invito di segnalare il più possibile. Segnalare il più possibile, perché non è possibile, ecco, si fa anche la foto. Io ho fatto anche le foto, le ho mandate a chi di dovere, perché ho detto no, non è possibile questa storia qua. Certo che ho ricevuto risposta. Se mandi fai, però bisogna segnalare, perché se tutti ci giriamo dall'altra parte, che purtroppo il Minovo combatte, lo dico anche a voi a casa, Regna Sovrano, qua è inutile che ce la diciamo, il Minovo combatte, non mi riguarda, non si affari miei, questo che mi intriga. Invece non può funzionare così, perché poi, come dice giustamente Binotto, devi pensare che c'è una famiglia a casa, figli, e veramente questo dovrebbe far riflettere molto, invece purtroppo non si riflette abbastanza. Un'altra cosa importante è la politica, Ciammini, come si è sentito queste elezioni che vengono posticipate e molti comuni andranno nel 2026, cosa è successo? Allora, secondo me nel 2026 è stata comunque lì una decisione politica nazionale, lì assolutamente, anche perché nel 2006 comunque andranno, dovevano andare nel 2025, andranno in votazione il Veneto e Lombardia, dunque sono due regioni fondamentali per l'Italia, nonché per il centrodestra, nonché per la Lega. E lì si è deciso di spostare tutto il 2026. Secondo me è stata, secondo me sono stati i partiti lì a Roma, secondo me c'è stato un accordo tra partiti per andare al 2026 per preparare meglio queste elezioni, anche perché sono elezioni molto delicate queste qua. Sono elezioni molto delicate. Binotto, per l'imprenditoria, ecco, anche queste elezioni che si sposteranno, ecco, voi ne risentite, cosa dite? Perché i problemi rimangono, se non si risolvono rimangono i problemi, e i problemi sono veramente molti che ha il Paese. Prego Binotto. I problemi sono tantissimi. Secondo me la modalità più corretta è uno alla volta, però bisogna affrontarli, non far finta di non vederli, perché ci sono tanti, li paghiamo noi adesso e li pagherà chi verrà dopo di noi, bisogna risolverli. Il problema veramente, Binotto, che senti di più, il più urgente proprio per l'imprenditore, qual è al momento? Quello che si parlava prima, dobbiamo avere il ricambio, dobbiamo coinvolgere gli istituti scolastici, dobbiamo coinvolgere i giovani, dobbiamo tirarci avanti, perché se no tutti gli altri problemi diventano ancora più grandi. Senta Binotto, cosa ne pensa di far fare gli spazzacamini a quei ragazzi che alzano l'asticella? Oggi ho sentito il sindaco di Casale sul Sile che ha messo a lavorare questi ragazzi che si erano comportati male, diciamo così, e non fa altro che bene, e sono tanti i lavori. Io li dipingerei proprio belli, anche tutti belli neri con i colori, come si faceva una volta, vedevi lo spazzacamino, poi li darei a Binotto con la massima sicurezza naturalmente. Ma penso che veramente si può lavorare anche in sicurezza, perché sennò non ne andiamo fuori. Ecco, scuola, alternanza, lavoro la trovo fondamentale, se devo essere sincera. Ecco, com'è la situazione Binotto? Lei prenderebbe questi ragazzi che poi alla fine se li prendi a uno come fa Mirella, come Neve al Sol, si scioglie, proprio si sciolgono. Ecco, sì, qualche duretto c'è, sì, c'è il tosto che vuole far vedere che lui è il più figo di tutti, è il più billo di tutto. Basta guardarlo un po' negli occhi bene, vedrai che capisce anche lui che non si sta scherzando per niente. Binotto, li prenderebbe questi ragazzi a lavorare? Sì, l'unica cosa è, come diceva lei giustamente prima, abbiamo una situazione, un contesto politico di sicurezza che ti fa passare l'entusiasmo. Bisognerebbe che le cose fossero snellite, che le cose fossero, diciamo, un po' più semplici, in modo di coinvolgerli, e può darsi che qualcuno poi lo prenda come soluzione, come professione vera e propria. Perché Ciammini, la politica può aiutare anche questi imprenditori che hanno voglia anche di insegnare, di prendersi anche a carico delle persone, però bisogna sburocratizzare, bisogna aiutarli, perché sennò si va da nessuna parte. La politica si può aiutare, guarda, ti faccio degli esempi. Per quanto riguarda Treviso, noi abbiamo un camper con degli psicologi che vanno nelle zone un po' più delicate, dove ci sono queste baby gang, chiamiamoli, e abbiamo raccattato 30 ragazzi che si sono aperti con noi, con i psicologi, e non fanno più parte di questa baby gang, ma anzi
ci troviamo settimanalmente, parliamo e capiamo i loro problemi, le loro perplessità, dubbi che hanno, perché comunque bisogna capire sti ragazzi cosa pensano, perché è inutile poi colpevolizzarli se poi non andiamo a capire cosa vogliono dirci, cosa vogliono trasmetterci. E poi ti faccio un altro esempio che quest'estate abbiamo fatto Ci sto a fare fatica, che sono questi ragazzi minorenni che sono andati nei vari punti delle città a pulire la città con un compenso di 50 euro per 20 ore lavorative, dunque un bel progetto questo qua, e ha coinvolto 70 ragazzi. Sì, ma io ho avuto il presidente proprio l'altro giorno, bisogna coinvolgerli tutti i giorni, Ciamini. No, una volta all'anno, d'estate, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Cioè io ci sto a fare fatica, ma la fai tutti i giorni, la fatica come tutti gli altri. Binotto cosa dice? Ci sto a fare fatica, ma tutti i giorni, però no una volta all'anno. Prego. Diciamo che la continuità è un po' una pecca, però bisogna, come dicevano i nostri buoni anziani, abituarli da piccoli. Perché sennò non andiamo da nessuna parte. Un'altra cosa importante è questo salario, questo lavoro è pagato, non è pagato, molti giovani se ne vanno, Binotto, perché in Italia non riescono a avere soddisfazione della busta paga. Lei cosa dice? Com'è la situazione del suo osservatorio? Allora, diciamo che le incombenze sono tantissime, tante volte sono le incombenze che sono più onerose di quello che costa proprio la persona in cantiere che lavora. Dobbiamo incentivare anche queste cose qua, come dicevo, col buon vecchio apprendistato, secondo me, come facevamo gli anni scorsi, in modo che ci sia un riconoscimento economico per chi viene a lavorare e che comunque ci sia una sicurezza che continua, insomma. Ciamini? Guardi, secondo me, per quanto riguarda il salario, purtroppo abbiamo avuto un'inflazione incredibile in quest'ultimo anno, è aumentato tutto, però gli stipendi sono rimasti uguali, dunque lì, in quel campo là, sicuramente bisogna mettersi seduti e cercare comunque, se gli alimentari, se la benzina e se tutto quanto che ci circonda è aumentato e lo stipendio rimane sempre lo stesso, allora c'è un problema di fondo e lì bisogna sedersi al tavolo e dire ok, troviamo una soluzione, perché sennò questi giovani è comprensibile che vadano all'estero. Sì, beh, ho capito io, però bisogna, adesso siete al governo, bisogna agire, perché il problema dei salari bassi non è che sia nato ieri e non è che giustamente l'ultimo governo risolve i problemi, però qualcosa bisognerà fare, perché la gente non riesce più cioè i poveri, Ciamini, sono quelle persone che lavorano e che non riescono ad arrivare a fine mese, perché qualcuno ha messo in discussione, io non vedo tutti questi poveri, ecco, non li vede perché non sa chi sono i poveri, sono famiglie per bene, magari mamma e papà che hanno perso il lavoro, oppure anche se lavorano con figli non riescono, tu cominci a pagare 500-600 euro di affitto, di mutuo, poi le bollette, poi la macchina, poi vivi, poi i figli che crescono, cioè, ma non le sembra forse che anche la politica dovrebbe mettersi un po' a lato? Perché predicare con 8, 9, 7, 12, 15, 20 mila euro al mese, sai, fa fatica a capire quello che ha a casa, che non ha neppure i soldi da prendere l'autobus per venire a fare la spesa, tanto è vero che noi gliela portiamo a casa molte volte, ecco, perché non ce la fanno, cioè iniziare a capire che forse come se in altri paesi d'Europa anche la politica deve avere un prezzo, 5.000 euro al mese per tutti non sarebbe mica male, vero Ciamini? È un tema che va affrontato assolutamente, la politica sicuramente deve cercare di risolvere il più possibile, come dici te, i poveri non li vede mai nessuno, ma perché? Perché stanno a casa, non escono, provano vergogna, è brutto dirlo ma lo sai anche tu, che tanti si vergognano anche di chiedere aiuto e si rintanano in loro stessi e purtroppo subentra poi la depressione, subentra tutti questi fattori qua caratteriali, però la politica deve assolutamente fare di più, non può essere tutto a carico delle associazioni come la tua o del comitato come il mio che sicuramente non andiamo a risolvere tutti i problemi che hanno, andiamo a dare una piccola mano, ma non può ricadere tutto su noi associazioni, insomma, di volontariato. Ma non può ricadere, ma non siamo neanche in grado di avere questa possibilità, perché quello che manca sono anche le case. Ecco, tutti questi appartamenti sfitti, ho chiesto 1000 volte a Ciamini di farceli vedere. Anche quando mi dicono non sono agibili, fammeli vedere, per cortesia fammi entrare con la telecamera, però
le telecamere non sono mai entrate da nessuna parte. Oppure si potrebbe fare come si fa anche in Francia da anni: io ti do l'appartamento, tu te lo metti a posto, te lo sistemi un po' alla volta e vediamo di incontrarci. Cioè, ci sono tante formule per, ad esempio, lo dico a Ciamini perché fa parte di un partito importante, io ce l'ho a morte con Villa Franchetti, Villa Margherita non ne parliamo, perché a mio avviso Villa Franchetti potrebbe dare molte risposte anche non solo al mondo del volontariato, ma anche ai diversamente giovani. Ecco, queste ville meravigliose che abbiamo la possibilità di avere, non capisco perché non si riesca a capire che farla diventare una residenza per anziani o un bello ostello che manca a Treviso non sarebbe male. Invece è sempre un business. Ecco, sempre si parla di grandi alberghi, di business pazzeschi, invece di pensare a quello che abbiamo bisogno nel territorio. Ma costa tanto metterla a posto. Io ci sono stata, io la frequentavo, perciò non è così come ve la raccontano, è a posto e come in certe situazioni, in certe aree. Ecco, perché non si riesce a capire che abbiamo bisogno di questo. File per residenze per anziani, non ci sono strutture. Allora, Ciamini, voi siete giovani, ma diventerete diversamente giovani. Volete capire che forse anche voi dovete muovervi in questa direzione e dare risposta a quelle telefonate? Sono rinchiuse in casa, vi do il mio appartamento in Mini, datemi una casa che abbia un ascensore che possa muovermi. Sicuramente accoglieremo il tuo invito con chi di dovere. Prendo sempre come esempio Treviso. L'emergenza abitativa è un problema serio, assolutamente. Non a caso però il prossimo anno, entro il 2026, scusami, con i soldi del PNR verrà fatto una locazione all'ex macello, dove ci saranno 30 posti letto. Dunque sì, non sono tantissimi, ma comunque è una mano in più per accogliere la Margherita, dove nessuno ha mosso un dito quando Mirella, qualcuno ha detto non è in regola, ci avevo messo i ragazzi un po' come ha detto qualcuno, che era il mondo della disabilità, certo, i diversamente giovani, c'era un po' tutto, sempre aperte, mai chiesto una lira, però nessuno si è alzato in difesa di vedere se si poteva trovare una soluzione. Guarda, Villa Margherita, guarda, cercherò di andare a fondo. E poi ci ritroveremo tra un paio di mesi e capiremo se c'è la possibilità. Delle volte una virgola si può mettere a posto, manca una firma, manca qualcosa, ma perché dico sempre, Ciamini, finché colpiscono la Mirella chi se può fregare, sono abbastanza forte per difendermi da sola, ma quando colpiscono le fragilità, là proprio non ci sto. Immagino. Non ci sto che nessuno abbia detto no, questa cosa non si deve fare, se qualcuno protesta andiamo a vedere, andiamo a verificare, visto che il progetto era stato presentato pubblicamente con l'ULS, con l'ISRA, col Consiglio Comunale, con la Giunta, all'improvviso sono defilati tutti, hanno fatto sto sindaco solo a combattere qualcuno che diceva qua ci vuole la roba in regola. Quante robe in regola ci sono? Ma io ho molti dubbi, però io continuo a capire che forse questa è la strada giusta, queste residenze che sono buttate là, chiuse, che potrebbero veramente essere usufruite da tante persone, e invece perché qualcuno non vuole, questa ecco una politica che non vuole capire che invece sono associazioni che avrebbero voglia di fare. Eravamo dentro in 40 associazioni, perciò non c'era Mirella da solo e voi è sola, e voi capite che queste associazioni sono state molto provate. Ecco, e tanto per caso andiamo a vedere anche il presepe di Giulia, tanto per capire cosa era diventata Villa Margherita. Un ricordo bellissimo, la canzone che Giulia amava tanto, la colonna sonora. L'abbiamo preparata, grazie Matteo.
Dopo questa... Abbiamo ricordato anche Giulia, le tante Giulie che non ci sono più, col ricordo di questo presepe fatto l'anno scorso per lei, senza sapere che lei adorava i presepi, me l'ha detto il papà Cecchettin. Guarda Mirella, lei adorava il presepio, non lo sapevo, abbiamo dedicato questo bellissimo presepio che purtroppo quest'anno non abbiamo potuto ripetere perché qualcuno ha messo i bastoni tra le ruote e questo è inaccettabile e inaudito. Detto questo, sentiamo un'altra persona. Aldo? Vediamo se riprendiamo Aldo. Allora Ciamini, le fragilità, supportarle, stare vicino a chi cerca di dare senza chiedere, è così faticoso in politica. È così, sembra, è complesso, non faticoso, è complesso, purtroppo ci sono sto iter burocratico perenne, però guarda, parlo per me, sai, non ti parlo da consigliere, ti parlo da persona, facendo parte di un comitato, fare volontariato comunque a me piace aiutare le persone per quel poco che facciamo. Comunque quando facciamo le raccolte anche... Invece di creare cose nuove, Ciamini, scusa se lo dico, ma siamo già 7.500 associazioni che non si conoscemmo. Perché non unire le forze invece? Perché non unire le forze e vedere tutti assieme veramente dove andare a parare, chi aiutare, chi fa cosa? Perché poi troviamo la persona morta in casa e nessuno sa niente. Invece noi dovremmo sapere. Cioè, qualcuno non può dire che non si sa. Aldo, vai Aldo! Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, per aiutare i giovani, secondo me, siccome purtroppo hanno subito 2 anni di Covid, bisognerebbe, per quanto riguarda l'attività lavorativa, quelli che sono post diploma, magari tramite l'ufficio anagrafe, l'ufficio dell'agenzia delle entrate, attività lavorative e il consigliere che si occupa delle attività produttive, fare una specie di chiamata, capire quelli che hanno trovato lavoro, quelli che non hanno trovato e poi tramite il sindaco provare a indirizzarli, perché avendo subito 2 anni di Covid magari non tutti sono riusciti a trovare la loro strada. È un lavoro da fare, però potrebbe essere una soluzione anche per le imprese, l'interesse anche delle imprese fare questo lavoro qua. Grazie Aldo, molto chiaro. Sentiamo cosa ne pensa Binotto e come ci saluta. Vai Binotto. No, mi ho perso il segnale, non ho sentito il signore. Ecco, niente, ha detto che si potrebbero impiegare questi giovani che sono stati chiusi per diversi anni con il Covid, che hanno perso anche l'orientamento del lavoro, reinserirli nelle attività. Cosa dice Binotto? Beh, sicuramente sì, ma come diceva il signore prima in studio da lei, quello che stanno facendo anche col camper, quello che stanno facendo con tante cose, è una cosa secondo me meravigliosa che va sicuramente onorata, portata avanti. I giovani hanno vissuto magari, le dico, io ho una figlia che ha cominciato col Covid a 15 anni, è finito a 18-19, per cui l'adolescenza l'ha vissuta in casa, non è stato facile. Già è un'età un po' particolare, secondo me vanno aiutati, dobbiamo andare, come ho detto prima, andare incontro a loro e cercare di... Anche perché senza di loro noi non abbiamo futuro, abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi, dobbiamo andarli incontro e dobbiamo cercare di trovare un punto d'accordo tra loro e tra noi. Pinotto, l'ultimo messaggio, pulire le canne fumari perché abbiamo sentito morti anche questo mese che ci sono stati. Che messaggio vuole dare Binotto? Fate fare l'installazione da personale abilitato e fate la manutenzione a ogni 40 quintali o al massimo un anno sì, un anno no. Un anno sì, un anno no, va fatta la pulizia delle canne fumari. Grazie a Edi Bonotto, veramente grazie Presidente Saluti. Fumisti Veneti di essere stato con noi. Ciamini, come ci saluta? Guarda, accolgo tutti gli inviti che ho sentito dalle telefonate, accolgo i tuoi inviti per quanto riguarda i giovani e mi darò assolutamente da fare, soprattutto nell'ultima telefonata proporrò l'idea all'assessore alle attività produttive di reintegrare questi giovani nell'ambito lavorativo. Grazie anche a Alberto Ciamini, consigliere comunale a Treviso Fratelli d'Italia, di essere stato con noi. Pubblicità. Il
Il numero delle aggressioni al personale sanitario nel territorio di competenza dell'Usotto Berica è praticamente raddoppiato in 2 anni, un dato preoccupante soprattutto perché rappresenta solo una parte degli episodi violenti che si verificano, quelli cioè ufficialmente denunciati. Per le aggressioni verbali si va dalle ingiurie alle minacce, per le aggressioni fisiche vere e proprie si va dagli sputi, gli spintoni, alle botte vere e proprie fino al drammatico tentativo di strangolamento accaduto a marzo ai danni di una dottoressa del San Bortolo. Sono 50 i casi di questa tipologia registrati fino ad ora, per un totale complessivo di 170 dall'inizio dell'anno. Una crescita esponenziale che, se procede a questo ritmo, fa prevedere a fine anno il superamento della soglia dei 200 casi. Lo scorso anno erano state 192 le aggressioni. Il personale sanitario chiede da tempo misure efficaci per combattere le violenze. L'Ordine dei Medici ha annunciato una grande mobilitazione a breve per richiamare l'attenzione delle istituzioni del Vicentino per concertare possibili soluzioni e strategie. E saluto il dottor Giovanni Leone, segretario regionale CIMO Veneto, Confederazione Italiana Medici Ospedalieri. Grazie dottor Leoni di essere qui con noi, veramente grazie. Saluto Buongiorno, anche Mirella. Zigiotto Tiziano, pensionato, parleremo di missioni col signor Zigiotto Tiziano, grazie anche a lei di essere qui. Allora partirei proprio, ho visto il servizio col dottor Leoni, cosa sta succedendo dottor Leoni e soprattutto com'è la situazione, noi vogliamo sentire dalle persone competenti quello che sta succedendo, questa influenza che sta facendo veramente disastri, sono dei numeri impressionanti, è vero, non è vero, c'è ancora il Covid, c'è questo nuovo virus che viene dai Camerun. Prego, dottor Leoni. Beh, insomma, l'influenza stagionale c'è sempre stata. Naturalmente esiste ancora la possibilità di vaccinarsi, lo ricordo, per tutti quanti i cittadini, ma soprattutto per le persone più fragili, cioè gli ultra sessantenni e coloro che hanno problematiche per quanto riguarda patologie oncologiche, hanno fatto chemioterapie, hanno patologie croniche, soprattutto di quelle a carico dell'apparato cardiorespiratorio, e quelli che hanno problemi anche di immunodeficienza acquisita o relativa. Quindi il vaccino per il Covid e per l'influenza esiste sempre, anche di tipo aggiornato. Per quanto riguarda la cosa che ha più allarmato in questo periodo i cittadini, le notizie che arrivano dal Congo, al momento è una epidemia limitata in una situazione territoriale veramente problematica, a 800 chilometri da dei presidi un po' più civilizzati, dove esseri umani e animali vivono anche in condizioni estremamente precarie, molto differenti da quelle a cui siamo abituati noi. Pertanto alla fine il governo e il Ministero della Salute ha elevato i sistemi di sorveglianza per quanto riguarda viaggiatori che provengono, diciamo, da quelle regioni. Sicuramente dovrà essere intanto accelerata la produzione del nuovo piano pandemico, di cui si parla molto ma che alla fine non è stata ancora licenziata, quindi c'è stato un invito anche del Presidente nazionale della Federazione di Medici, il dottor Filippo Anelli, al governo perché si vada avanti col piano pandemico oppure si diano delle indicazioni precise a tutte quante le aziende sanitarie per quanto riguarda questo tipo di problema. Per quanto riguarda poi in generale quella che è l'evoluzione attuale, come diciamo presentarsi di sintomi di influenza, sicuramente il primo baluardo è il medico di medicina generale, deve essere in qualche maniera raggiungibile per quanto riguarda poi soprattutto pazienti noti al medico, perché li segue da anni, con delle cronicità che possono, diciamo, riacutizzarsi. Però al momento invito tutti quanti a accelerare, ci sono stati anche degli open day organizzati da varie ASL, ma naturalmente ci sono anche le vaccinazioni dai medici di medicina generale. Grande successo hanno avuto anche le vaccinazioni in farmacia, non dimentichiamo che c'è anche questo tipo di possibilità. Insomma, prepariamoci a quello che è un inverno che è tardato un attimino ad arrivare, perché era abbastanza una temperatura abbastanza elevata fino a pochi giorni fa. Adesso stiamo entrando
effettivamente in temperature più rigide. Allora, grazie veramente dottor Leoni anche per aver spiegato che è il Congo, non il Camerun, giustamente, ma soprattutto voi avete il nemico dietro l'angolo, all'improvviso può arrivare, giustamente lei ha spiegato che bisogna fare questo piano pandemico. Ma perché si è così lenti, avendo vissuto quello che abbiamo vissuto e l'importanza del piano pandemico? Perché questo, dottor Leoni, nonostante i vostri solleciti? Ma è abbastanza un mistero, per la verità, devo confessare questo. Cioè, ho capito che è complesso, però e che ci sono state delle situazioni in evoluzione giorno per giorno che hanno riempito l'agenda a livello del Ministero della Salute e l'Ufficio Prevenzione. Però, insomma, è un qualcosa che alla fine deve essere licenziato per non ritrovarsi un'altra volta scoperti, non solo per quanto riguarda i presidi, anche se ormai tutti quanti noi diciamo, siamo stati già rodati da quello che è successo durante la pandemia, ma in particolare per quello che è la copertura dei posti letto, perché ricordo che la problematica più grande è stata la carenza di posti letto quando è stato un aumento improvviso di ricoveri, con riduzione addirittura degli interventi chirurgici in lezione in quel periodo là, perché bisognava fare il posto in allargamento a pazienti che devono essere isolati in ambienti idonei e quindi si recuperavano i letti a scapito di altri tipi di attività. E quindi il potenziamento della rete anche ospedaliera, ma anche di quella che è l'assistenza territoriale, in attesa che diciamo, prendano piede le case della comunità. So che ne hanno inaugurato recentemente una nel Veneto orientale a San Guido Tagliamento, credo che sia tra le prime diciamo, a essere inaugurate, ma anche quelle possono essere delle attività di rinforzo a quelle che sono delle necessità di ricoverare dei pazienti che hanno magari problemi di bassa intensità, che non necessitano di cura ospedaliera, sono già stati in ospedale, però hanno bisogno di un'assistenza un po' particolare in un ambiente protetto. Molto chiaro, grazie dottor Leoni. Andiamo a conoscere anche Zigiotto Tiziano. Si presenti Zigiotto. Chi è Zigiotto Tiziano? Prego. Buongiorno a tutti intanto. Buongiorno. Io sono un pensionato, come ha detto lei, di Vicenza, in pensione da qualche anno e occupo le mie giornate facendo attività che mi piacciono e facendo del volontariato. In linea di massima è questa la mia presentazione. Cosa dice Zigiotto che mancano questi giovani nel mondo del volontariato? Come mai non riusciamo a intrigarli abbastanza? Tutte le associazioni, dicevo anche prima nella prima parte della trasmissione, compresi gli alpini, chiedono giovani, abbiamo bisogno di giovani. Cosa c'è secondo lei? Perché non ci sono, no, ci sono i giovani, bisogna intrigarli. Cosa potremmo fare secondo lei Zigiotto per intrigarli di più? Perché io continuo a ripetere che loro della lezioncina in classe ormai sono stanchi, vogliono diventare a essere protagonisti. Prego Zigiotto. Allora, io posso parlare per la mia esperienza diretta, essendo genitore e anche nonno di 2 bambine, e anche come alpino, perché sono anche un alpino oltre che un volontario del gruppo missionario. Posso dire che secondo me manca essere concreti. Prima si è detto molto bene che i giovani bisogna incontrarli, bisogna interessarli, bisogna coinvolgerli, ma siamo preparati? Lo vogliamo veramente? Come si potrebbe fare? Guardi, l'ha detto lei, i giovani non li hai da nessuna parte, non solo nelle associazioni, non parliamo nelle attività, non so, di chiesa o altre robe così, perché sono spariti dappertutto, però loro si trovano. Tra di loro si trovano e bisogna, quelle attività che fanno lì a Treviso, mi è piaciuta moltissimo, bisogna andare dove si trovano. Andarli a prendere per mano, come dice sempre la Mirella, e accompagnarli a vedere che forse devono conoscere un mondo che magari non sanno che esiste, perché nessuno ha pensato di farlo. Allora, Leoni, dottor Leoni, io ho fatto anche una proposta ai direttori generali di coinvolgere questi giovani, naturalmente giovani preparati a questo anche tipo di percorso, con i loro insegnanti, i loro dirigenti all'interno degli ospedali. Perché a mio avviso
loro, visto che abbiamo avere queste magnifiche veramente sale, queste sale convegni che abbiamo, portarli a toccare con mano quella che è la realtà ospedaliera. C'è la famosa, invece di lezioni in classe, lezioni all'interno degli ospedali, anche a quelli che magari non penserebbero mai di diventare o un infermiere, o un medico, o un chirurgo. Farli toccare con mano, perché bisogna pure intrigarli in qualche maniera. Già quando entri negli ospedali il profumo è diverso, ecco, i volti sono diversi delle persone, ecco, forse coinvolgerli anche portandoli in certi reparti e far vedere come funzionano e poi dialogare con loro e capire cosa provano, le emozioni, siccome che loro vogliono emozioni forti, penso che anche l'ospedale possa dare emozioni forti. Cosa ne pensa, dottor Leoni? Perché bisogna pur coinvolgere in qualche maniera sti giovani. Bisogna puntare su quelli che sono più predisposti. Noi come Federazione degli Ordini Medici, io sono anche il Presidente dell'Ordine Medici di Venezia, ormai da 5 anni abbiamo attivato su tutto quanto il territorio nazionale il liceo a curvatura biomedica, che consiste nelle ore che 40 medici, per quanto riguarda il mio ordine, forniscono gratuitamente alle ultime 3 classi del liceo. Nel nostro caso per concorso nazionale è stato eletto il liceo Majorana di Milano, e i docenti hanno parte dell'insegnamento in classe. E durante il Covid è stato fatto anche l'insegnamento online, poi si è tornati con l'insegnamento in presenza, tipicamente un'ora il lunedì, si resta, diciamo, a scuola per quelli che frequentano e possono avere delle ore di insegnamento gratuite 3 alla settimana e poi tutto l'anno scolastico. Alla fine del percorso c'è anche un altro numero di ore in cui c'è una serie di docenti che li accompagna negli ospedali, in questo caso per vicinanza l'ospedale di Milano, in cui ringraziamo chiaramente la Tre Serenissima per la collaborazione, in cui si portano i ragazzi, che sono naturalmente però già motivati di loro, a vivere l'esperienza in un pronto soccorso, radiologia nei reparti anche più tecnici. Questa è una roba che noi forniamo, diciamo, gratuitamente con le forze che naturalmente abbiamo, ma è un sistema replicato in tutte quante le province del Veneto. Tutti quanti gli ordini hanno dato ha visto, dottor Leoni? Avete un po' di risultati? Sì, abbiamo avuto una percentuale attorno al 60-70%, fino all'80% in certi casi, per quanto riguarda il successo del passaggio del mitico test di ingresso a medicina, per cui chi parte già da una preparazione che tocca tutte quante le materie, anche quelle parti cliniche, anche le patologie, e si ritrova a fare dopo dei test, insomma è sicuramente avvantaggiato. Chiaramente la mentalità, cioè il giovane, come si parlava prima col collega che è collegato, deve essere già presente. Deve essere presente un certo tipo di mentalità nel specifico di attenzione al soggetto più debole, alle patologie, livello scientifico, ma anche interazione con i cittadini che ormai sono diventati anche dei pazienti. Anche perché io sono convinta, dottor Leoni, e lo dico anche a Zigiotti, che questi ragazzi vogliono capire, vogliono conoscere. Io mi ricordo proprio 15 giorni fa dove ho avuto questa ospite che aveva la parrucca e nessuno lo sapeva perché soffre di alopecia, questa malattia che fa diventare calvi, e quando si è tolta la parrucca, dottor Leoni, i ragazzi sono rimasti a bocca aperta e hanno detto: noi vogliamo capire. L'hanno invitata nella scuola, nella loro scuola, a parlare, a capire il perché, il per come. Forse non riusciamo a soddisfare tutti i perché, Gigiotto, e loro fin da piccoli chiedono perché. La curiosità di conoscere e sapere, forse è questo che ci siamo dimenticati, di spiegare toccando con mano le cose che a loro interessano. Prego, Gigiotti. Sì, ha detto giusto. Secondo me bisogna rispondere alle loro richieste, andare incontro a loro facendo fare esperienze. Quindi alle domande rispondere, ma concretamente. Pensavo, finché parlava il dottor Leoni, per esempio, non c'entra oggi perché vogliamo parlare anche un po' di missionarietà, ma gli alpini, per esempio, con i campi scuole per i 15enni, 16enni, 17, fanno un'attività concreta di inserimento nel territorio, di conoscenza, di stare insieme
ragazzi e ragazze che vengono da posti con situazioni, con pensieri, con esperienze così, si trovano insieme con degli scopi e delle mete comuni, guidati da persone esperte, da persone che sanno, perché ci vogliono queste, collaborazione scuola-famiglia, mettiamoci anche la società, però la società è fatta da scuola e famiglia. È vero Gigiotti, però è anche vero, e ha fatto bene a ricordarlo, che gli alpini hanno avuto dei numeri per aderire a questo progetto, a questa scuola lavorativa che gli fanno fare, anche se sono vacanze, che non si sarebbero mai aspettati. Perciò vuol dire che c'è questa voglia anche di fare questo. Dottor Leoni, però è così difficile forse capire che tutti quanti dobbiamo fare squadra, metterci assieme, fare sinergia. Ad esempio, io ho molti ragazzi che dicono: spiegaci un po', tu che sei in televisione, vogliamo capire com'è la sanità tra pubblico e privato, perché non ce la spiegano abbastanza, non siamo abbastanza a conoscenza di questo. Noi vorremmo anche capirlo. Viene spiegata cos'è la sanità veneta, sia pubblica che privata, secondo lei, per far capire a questi ragazzi che devono anche loro dire quello che pensano? Ed è d'accordo di dare il voto ai sedicenni, dottor Leoni? Ma per quanto riguarda il voto ai sedicenni se ne può chiaramente discutere, però è stato già abbassato poi nel tempo, oltretutto a 18 anni. Io credo che ci sia necessità di avere un livello di maturazione differente, con gli input anche diversificati, nel senso che i ragazzi di oggi sono tutti quanti attaccati al cellulare. Nel tempo libero è diventato una specie di breviario, diciamo, di consultazione sistematico. Naturalmente le materie che passano per il cellulare sono materie con degli algoritmi particolari che invitano sempre i ragazzi a continuare a sfogliare e li portano in determinati sentieri. È molto difficile, diciamo, avere la traduzione e la tradizione anche dei principi con cui siamo cresciuti noi alla fine, che passati da quello che era l'oratorio, la scuola, il dopo scuola, magari di matrice cattolica organizzata, quelle che erano altre associazioni, e poi anche a pagine, diciamo, di attività per esempio sportiva, ma anche intellettuale e teatrale, che erano prevalentemente di tipo aggregativo, oppure di contatto anche più semplicemente con la natura, penso a tutto quanto lo scautismo e quello che ne è derivato. E questo a tutti i livelli, sia in città che in provincia, sono cose che hanno sempre avuto un certo successo. Adesso i ragazzi sono distratti, occupati in altre cose, quindi probabilmente bisogna fare una riflessione anche su quella che è l'educazione che hanno ricevuto in famiglia, dai genitori che sono i giovani degli anni '80, che avevano già un altro tipo di formazione culturale, dell'esplosione per esempio delle TV private, che hanno portato l'attenzione del pubblico a altri tipi di percorsi e di sentieri rispetto a quelle generazioni precedenti che avevano una TV più educativa. Mi riferisco alla TV, diciamo, degli anni 60 e 70. E siamo tutti quanti in progressione adesso nell'era di Internet. Adesso probabilmente il confronto è tra quelli che sono gli indirizzi che ci dà il cellulare e gli indirizzi della vita reale, perché il cellulare non dà una vita reale, dà una vita estremamente magari piacevole per certi cosi, ma che non è reale, e far riflettere i giovani in maniera di tipo aggregativo, o stimolare o dare possibilità a quelli che sentono anche dentro di loro la predisposizione ad avere altri tipi di attività sicuramente più meritevoli anche per quello che è la crescita e l'evoluzione della società civile. Molto chiaro, grazie dottor Leoni, però abbiamo aperto anche con questo servizio questa aggressività all'interno degli ospedali. Come pensate di muovere? Perché veramente è inaudito quello che si vede, ecco, si prendono con i medici, con gli infermieri, è anche molto pericoloso. Prego dottor Leoni. Beh, ci sono tre tipi di violenza in realtà. C'è il violento che è violento sempre, cioè è violento in uno stadio
o rientrino in un ospedale, diciamo. Gli ultimi episodi che ci sono stati anche dalle mie parti all'ospedale dell'Angelo erano cittadini stranieri, diciamo ubriachi, che hanno avuto delle reazioni di distruzione anche materiale, per fortuna senza problemi di ferimento di pazienti o di personale. Però gli effetti ci sono, e ce ne sono tantissimi, come diceva il vostro servizio. Allora, quelli c'è la certezza della pena, non è che ci possono essere altre situazioni e devono rimanere dentro un po' a riflettere anche da questo punto di vista, non possono essere immediatamente scarcerati a piede libero, perché se no non c'è il momento di riflessione che deve essere fatta dietro le sbarre per quanto riguarda questo tipo di persone. E devono essere, oltre che identificati, anche alla fine adeguatamente puniti, anche dal punto di vista finanziario possibilmente, perché le multe fanno molto male da un certo punto di vista. Poi ci sono i soggetti psichiatrici e lì c'è un problema di violenza in soggetti che ormai con la riduzione di quella che è l'attività purtroppo psichiatrica sul territorio, il Veneto, lo ricordo spesso, è all'ultimo posto per investimenti per la psichiatria territoriale. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, è vero? Hanno problemi di aderenza terapeutica con le assistenti sociali che devono controllare tutte quante queste situazioni per evitare le crisi di questi soggetti qua. Poi c'è un altro tipo di violenza che il soggetto più o meno normale, magari un po' nevrotico, che si trova ad aspettare troppo, che ha problemi per quanto riguarda l'attesa magari di un suo congiunto, che dà inescandescenze a livello, diciamo, di normalmente tempi di attesa e situazioni. Questi qua devono essere contrastati con un'adeguata informazione, ma anche con l'utilizzo di sistemi di deterrenza che sono la presenza della guardia giurata che c'è in quasi tutti quanti gli ospedali ormai del Veneto, dotate possibilmente tutti di body cam, che sarebbero telecamere che vengono attivate come nella polizia, diciamo, che è dotata, così ci può essere una registrazione audio e video, identificazione del soggetto che si comporta in maniera inadeguata. Questo ce lo chiedono, dai colloqui che ho fatto anch'io, con le guardie giurate, che non tutti le hanno le body cam, anzi non ce l'ha quasi nessuno. Poi ci sono i sistemi di videosorveglianza fissi, adeguatamente, diciamo, segnalati, che devono essere collegati poi a quella che è la possibilità dell'ultimo decreto legge contro la violenza sugli operatori sanitari per quanto riguarda la flagranza differita, cioè entro 48 ore, riguardando i video, ci può essere identificazione dei soggetti che poi devono essere adeguatamente puniti, giudicati per i loro comportamenti, perché in ospedale fare il violento in una situazione dove c'è la gente che magari è debole, non si può muovere in una barella, in una sedia e deve assistere a questa situazione senza poter neanche allontanarsi, è estremamente drammatico non solo per chi ci lavora, ma anche chi ha la sfortuna di capitare in quel momento perché ha bisogno e vede queste scene. Grazie, grazie veramente dottor Leoni, vedete tutti quanti stanno cercando di trovare delle soluzioni perché veramente è diventato incredibile questo sistema, questo modo aggressivo che viviamo tutti i giorni quando usciamo di casa purtroppo. Allora Gigiotto, adesso parliamo di missioni invece, lei cosa ci vuole dire, cosa ci racconta, anche questo spirito missionario, prego. Sì, ovviamente parlo della mia esperienza e quindi di quanto posso mettere a conoscenza. Io faccio parte di questo gruppo missionario nato quasi 50 anni fa, nel 1976, eravamo molto più giovani, ed è sorto perché una coppia di nostri amici aveva deciso di andare in Africa per delle scelte loro personali e quindi chiedevano a noi amici di essere un po' di supporto morale e anche sostanziale per le attività che andavano a fare. Da quel momento lì la storia si è evoluta, loro sono tornati, abbiamo continuato ad aiutare l'Africa, il posto era il Centro Africa, ad aiutare questa popolazione nei villaggi e nelle strutture dove loro avevano operato. Era bello pensare che a quel tempo lì era un po', diciamo, un po' più pionieristico per noi, si inviavano medicinali e tutte attrezzature anche semplici così, quindi c'era un lavoro che veramente entusiasmante e che dava, si era giovani, quindi c'era una certa voglia anche di fare, insomma. Pochi anni dopo, nell'88, abbiamo iniziato una nuova attività
aiutando un padre francescano, padre Babuin, che lavorava in Guatemala, il quale chiedeva aiuto per i bambini, quindi fare un'assistenza a distanza, quindi un'adozione a distanza di bambini. L'attività ha preso piede molto bene, e tanto è vero che nel 2003 questa parte del progetto del gruppo missionario si è trasformata in una onlus, perché il discorso diventava molto, molto importante anche economicamente, trasferimento di denaro, aiuti eccetera, e quindi ha preso una strada collaterale al gruppo missionario e fa la sua strada, insomma, no? Con altri progetti, con altre storie. Mentre per quanto riguarda il gruppo missionario, dopo i disastri accaduti in Centro Africa, noi li conosciamo, di qualche anno fa, le suore sono fuggite da lì, sono andate in Camerun e quindi le conoscevamo e ci hanno chiesto aiuto. Adesso stiamo lavorando, abbiamo lavorato nel 2015, abbiamo ultimato gli aiuti per costruire un ospedale a Naoundali, che si trova a circa 900 km a nord della capitale di Yaoundé del Camerun, e lì continuiamo ad aiutare con invio di medicinali, di medici, di infermieri, anche di gente come noi che va su a lavorare. E ultimamente stiamo inviando, raccattando per inviare una pompa gentilmente offerta da una ditta di Verona e a pannelli solari, e quindi andranno spediti e finalmente in un luogo dove l'acqua non c'era ci sarà anche l'acqua, e questa darà l'opportunità a una nostra amica volontaria, Monica, di iniziare a portare avanti un progetto di coltivazione e di allevamento di animali. Su qualche foto si vede cosa hanno fatto e cosa stanno facendo, e adesso l'acqua la devono andare a prendere con recipienti di fortuna, poi finalmente avranno anche loro l'acqua. Senta Zigiotto, come si spiega anche questo astio nei confronti del diverso, specialmente se è di colore scuro, e specialmente dal diversamente giovane, più dai giovani? Forse ci dimentichiamo la nostra storia. Io ricordo sempre la nave con i nostri italiani veneti che partivano dai nostri porti per cercare fortuna, per cercare di migliorare. Vediamo se c'è la foto, che va sempre bene rinfrescare la memoria e ricordare perché il diversamente giovane, non tutti fortunatamente, ma molti hanno paura del diverso, non possiamo mantenerli tutti, sono tutti cattivi, brutti. Cosa dice Zigiotto? Perché sono diventati così rabbiosi? Ma è una domanda che ci facciamo anche noi, e io me la faccio in maniera proprio profonda, ci penso. Io penso che c'è stato un incremento di egoismo, un egoismo che ci ha portato fisicamente a chiuderci anche fisicamente sempre noi stessi. La società, quindi dico tutto quello che ci circonda, ci ha portato ad avere il tutto e subito, e anche forse l'economia è abbastanza indipendente, i soldi ce ne sono, almeno in parte ce ne sono, c'è gente che ne ha, vediamo, continuano a costruire supermercati, vuol dire che qualcuno va a fare la spesa, e per andare a fare la spesa ci vogliono i soldi. E tutte ste robe qua, secondo me, hanno portato e continuano a portare, perché va bene, e i giovani, e lì ci sarebbe un discorso a parte contro il diverso, ma hanno portato noi diversamente giovani, mi piace come ci chiama Mirella, a chiuderci sempre di più, perché abbiamo paura di perdere, secondo me. Guardi, ragionamenti che sento è: sì, vabbè, abbiamo già dato 10 euro, bastano per loro 10 euro, ecco, abbiamo dato 10 euro, no? Ma dico, dentro, come siamo? Cioè, ti do i soldi ma stai a casa tua? Credo che se non cambiamo da dentro, quindi riscoprendo valori che è la solidarietà, una volta c'era la solidarietà, no? Si viveva in corte, in campagna, no? Si divideva
il cucchiaio di olio, no? Il pizzico di sale, no? Il povero che arrivava, c'era sempre il piatto di minestra, io me lo ricordo, anche se così, insomma, no? Quindi adesso suona il povero alla porta, neanche lo guardi dalla finestra o da citofono e ne basta. Però vede, Zigiotto, lei ha detto una cosa importante e fa molto riflettere quello che ha detto Zigiotto, perché parla un volontario, un missionario. Noi vediamo tanti supermercati che crescono, che nascono, però Zigiotto non vediamo tutte quelle persone che sono a casa, che non hanno neppure i soldi di uscire per fare la spesa. Noi dobbiamo addirittura portarla. Io ho un emporio solidale, oggi è aperto, anche ieri, perciò ringrazio anche questa squadra di volontari che supporta. E quello che fa spavento è che è passato questo messaggio: non ci sono i poveri, non esistono, sono invisibili, perciò se una persona è invisibile io non la vedo e perciò non me ne curo. Invece dobbiamo curarci tutti, perché sono famiglie, nostre famiglie, che nonostante 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese, perché non ce la fanno, perché quando tu hai pagato 500-600 euro o di mutuo o di affitto, e lo dico sempre, chissà qualcuno capisca, bollette, ecco, figli che crescono, anche se ne hai uno solo, capisce bene che non ce n'è per nessuno. Per non parlare poi, dottore Leoni, se si ammala, ecco, questa sanità pubblica che non funziona, le liste d'attesa specialmente, però la sanità privata funziona. E allora a casa dicono: ma come mai se vado nel privato e pago trovo tutto subito, se vado nel pubblico invece non ci vado neanche perché ho mesi da aspettare. Sta cambiando qualcosa, dottor Leoni? Ma intanto mi faccia fare i complimenti al suo ospite, al signor Zigiotto, per la sua attività, diciamo, che probabilmente porta avanti tutta quanta la sua vita e continua a fare, perché tutto questo tipo di volontariato di scuola alpina è eccezionale dal punto di vista proprio di esempio anche per i giovani e le situazioni, anche per quanto riguarda il volontariato in Africa. Io ho tanti colleghi che hanno fatto un periodo anche loro di volontariato da quelle parti là, mi hanno raccontato, io purtroppo non ci sono mai potuto andare per varie ragioni. Comunque sulla sanità privata e pubblica diciamo che nel Veneto la sanità privata in percentuale è ancora molto bassa come tipo di offerta ed è un'attività, un'estensione in gran parte di quelle dei grandi gruppi lombardi che hanno avuto interesse anche a espandersi nel Veneto. Prevalentemente l'assistenza ancora nel Veneto di tipo pubblico, ma il privato sta evolvendo, oltre il 10, 15%, 20% ormai tipo di attività che però sono circoscritte più o meno a determinati ambiti, cioè soprattutto quella che è l'offerta che è sulla domanda più importante, che per esempio l'oculistica, la cardiologia, la riabilitazione, l'ortopedia in elezione, menischi, spalle per esempio, tutti quei tipi di attività che hanno come soggetti interessati persone che stanno abbastanza bene, che hanno problemi di riabilitazione, che vogliono avere in fretta un tipo di servizio, una cataratta e possono spendere dal punto di vista là e naturalmente soddisfano questo tipo di richiesta. C'è una percentuale di persone che ha una disponibilità finanziaria in un quadro economico, si diceva prima, che dà secondo l'Istat però uno scivolamento generale verso la povertà, soprattutto per quanto riguarda il ceto medio e poi che scivola verso il ceto più povero per quanto riguarda i veri costi della vita e quello che sono i rapporti con lo stipendio. E questo ce lo dicono le statistiche. Oltretutto c'è anche un senso un po' di vergogna, diciamo, per tante situazioni di manifestare questo bisogno e la povertà, e so che c'è un aumento di persone che vanno a mangiare per esempio le mense solidali, che sarebbero molte volte incredibili, ma qualcuno alla fine lo fa. E anche per quanto riguarda il riciclo e l'utilizzo dei materiali dei supermercati che alla scadenza o poco prima della scadenza vengono poi riciclati in altri sistemi per non perderli, per avere un tipo di utilizzo per quanto riguarda gli ultimi giorni. E questo è naturalmente un sistema che tiene conto anche di tutte quante le altre patologie, cioè le patologie croniche, i polipatologici anziani che si riacutizzano e hanno poi in sovrapposizione anche tipi di patologie più importanti come quelle per esempio oncologiche, i ceti trapianti, le malattie rare, cioè tutte quante situazioni che hanno bisogno di sistema sanitario pubblico.
Nell'ambulatorio, quando faccio l'ambulatorio in ospedale, circa il 50% delle persone che viene in ambulatorio sono esenti ticket per reddito, patologia neoplastica oppure per invalidità civile. Tutta quanta gente che ha bisogno dei tempi del sistema sanitario pubblico perché non ha 100, 150, 200 euro per fare solo una visita privata. Figuriamoci 500, 700 euro. Per abbattere queste liste d'attesa cosa si potrebbe fare, dottor Leoni? Perché veramente non è che possono aspettare in eterno persone che hanno patologie e che hanno male, perché diciamo la verità, quando hai male cerchi di guarire il prima possibile. La Regione Veneto ha stanziato alcuni milioni di euro per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa, che però al momento sono finiti. Sono diminuiti per quanto riguarda i tempi per le liste, per le richieste a tempo più breve, però quelle che sono programmabili, diciamo, sono ancora in attesa, soprattutto per quanto riguarda visite cardiologiche, Doppler, visite oculistiche, cataratte, ma anche gli interventi per esempio per la semplice ernia inguinale, che sono gli interventi più comuni per quanto riguarda la patologia in chirurgia, hanno dei tempi d'attesa molto lunghi. Vengono rispettati, per quanto riguarda soprattutto la Regione Veneto, tutti quanti i tempi per la patologia oncologica, in una maniera o nell'altra. Grande anche la disponibilità anche dei colleghi, permettetelo di dirmelo, che alla fine hanno lasciato. Devo chiudere, dottor Leoni, perché ho forato come al solito. Comunque la ringrazio, grazie veramente al dottor Giovanni Leoni, grazie a Gigiotto Tiziano di essere stati con noi, veramente buona giornata a tutti. Devo assolutamente chiudere, grazie di essere stati con noi. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Grazie. Pappardelle con cozze e fiori di zucca. Possiamo affermare che le cozze costituiscono una notevole fonte di antiossidanti, di vitamine e di proteine nobili a basso contenuto di grassi e lipidi. Riconosciute sono inoltre le loro proprietà digestive e stimolanti, soprattutto per la quantità di sali e alcalini che contengono. Ingredienti per 4 persone: 320 g di pappardelle di semola, 600 g di cozze, 10-15 fiori di zucca, mezzo bicchiere di vino bianco, 3 cucchiai di parmigiano, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, aglio, sale, peperoncino, prezzemolo tritato. Lavate ripetutamente le cozze. Fatele aprire su fiamma vivace in un recipiente con coperchio, senza aggiunta di acqua. A parte imbiondite l'aglio nell'olio e il peperoncino. Aggiungete i fiori di zucca. Fateli ammorbidire versando un po' di acqua delle cozze. Aggiungete le cozze sgusciate. Aggiungete il prezzemolo. Spruzzate il vino e fate evaporare su fiamma viva. Cuocete in acqua bollente le pappardelle. Colate la pasta molto al dente e versatela nella padella con i fiori di zucca e le cozze. Rigirate qualche minuto, spegnete aggiungete il parmigiano e servite. Buon appetito!